Buongiorno a tutti da Sveglia Trieste, benvenuti alla nostra trasmissione che oggi vedrà in studio alternarsi prima Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza e alle autonomie locali, e poi Lorenzo Giachin del Partito Democratico della 7ª circoscrizione. Se volete dialogare con i nostri ospiti potete farlo come sempre qui alla nostra trasmissione chiamandoci in diretta per intervenire al numero che vedete in sovraimpressione e poi anche scrivendoci una mail anche per le vostre segnalazioni a questo indirizzo che vedete anche questo in sovraimpressione. Allora avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa, oggi ci sono anche i collegamenti esterni con il nostro Gianluca Paladin, ma prima cominciamo subito dalle previsioni del tempo con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Allora andiamo a vedere la situazione generale. La settimana sarà contraddistinta dal consolidamento dell'anticiclone sul Mediterraneo che determinerà tempo stabile sulla regione. Soltanto nella prima parte della giornata di mercoledì un debole fronte lambirà le Alpi portando a temporaneo aumento dell'instabilità. Quindi vediamo la situazione. Oggi martedì 5 agosto su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulle zone montane sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio, specie in Carnia dove sarà variabile, venti di brezza. Vediamo mercoledì 6 agosto, domani, di notte nelle prime ore del mattino variabilità con possibili rovesci e qualche temporale sulla zona montana e verso il confine con la Slovenia. In giornata miglioramento del tempo con cielo in genere poco nuvoloso. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora moderata, specie al mattino, quando potrà essere sostenuta a Trieste. Vediamo giovedì 7, su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana poco nuvoloso, venti di brezza, temperature nella norma del periodo. Questo è il quadro meteo per quanto riguarda l'Osmer ARPA regionale. Andiamo a vedere invece le prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi. Andiamo a vedere il piccolo di Trieste che si concentra sul mercato dei fori commerciali a Trieste. Negozi sui prezzi in centro, cresce l'attenzione per gli affitti ai grandi brand, la corsa dei fondi di investimento agli immobili di pregio spinge le quotazioni fino a 6.000 euro, un fenomeno che viene analizzato oggi sul piccolo. Il CDA di Generali è pronto a un passo verso Mediobanca. De Ecker chiede di nuovo protezione dai creditori. Agenzie sospese per quanto riguarda l'immobiliare, la Camera di Commercio dice proroga di una settimana per i requisiti, c'è una via d'uscita, o meglio dire di rientro, per le 110 agenzie immobiliari inibite dalla Camera di Commercio. Ne avevamo parlato l'altro ieri proprio leggendo la rassegna stampa. Colpo nell'alloggio di un'anziana, spariti 20.000 euro, ne abbiamo parlato anche noi ieri, poi rivedremo insieme il nostro servizio, ma andiamo avanti con la rassegna stampa delle prime pagine. Il dramma vedetta Weiss, escursionista cinquantenne trovato senza vita. Uno escursionista di circa 50 anni è stato trovato privo di vita ieri nei pressi della vedetta Weiss, nessuna pista viene esclusa. Vediamo qui una foto di turismo in città, in particolare a San Giusto. Concerti ed eventi trainano il turismo a Trieste, turisti sul colle di San Giusto, continua il traino dei grandi eventi dell'estate. Giugno più caldo, luglio freddo e piovoso non accadeva da 25 anni, un luglio così piovoso si riscontra mediamente una volta ogni 10 anni e la temperatura media mensile è risultata più bassa di quella di giugno, anche sulla costa come non capitava da 25 anni. Insomma, uno dei mesi di luglio così freddo e piovoso si riscontra di rado a fronte di un mese di giugno all'insegna invece del caldo record. Questa è l'analisi per quanto riguarda il meteo. Vediamo le notizie internazionali. Netanyahu, la striscia di Gaza sarà occupata, la decisione di Israele, e poi i dazi interni che frenano l'economia UE, la guerra commerciale e il nuovo patto con il sud del mondo. Andiamo a vedere anche l'Unione che tenta il quarto raduno oggi allo Stadio Rocco, fiato sospeso per il destino dell'Unione, poi per l'agosto d'autore l'uomo che parlava con i balenieri, racconto appunto sul piccolo. Vediamo il piccolo di Gorizia Monfalcone, piano scuole da 15 milioni, gli investimenti a Gorizia per l'adeguamento edilizio delle strutture, 4 edifici già a prova di sisma, approvato il progetto esecutivo della Furlani di via Gramsci.
gli investimenti a Gorizia per l'adeguamento edilizio delle strutture. Poi il trasloco da via Alviano, sempre a Gorizia, gli ambulanti verso il ritorno alla Casa Rossa, sede ideale, dicono. Torna la plurisecolare sagra di San Rocco, venerdì l'inaugurazione, la cerimonia funebre, l'addio di Ronchi a Mario Candotto, una voce chiara contro l'oblio. Mai tanta folla al cimitero di Ronchi per l'addio a Mario Candotto, l'ultimo sopravvissuto dell'orrore dei lager. Vediamo anche il racconto in mezzo ai bagnanti turisti e l'attrazione del nuovo maxi pontile a Monfalcone, un giorno a Marina Iulia tra atleti, bimbi e culture. Allora andiamo agli altri giornali che sono in edicola quest'oggi, togliamo la schermata per consentirmi di appunto cambiare i giornali. Allora abbiamo il Corriere della Sera. Israele, occupazione totale a Gaza, questo è il titolo che abbiamo già visto anche sul Piccolo, lo staff di Netanyahu, dobbiamo liberare gli ostaggi, voci su un ok dagli USA all'operazione, lettera di 600 ex 007 a Trump, faccia fermare la guerra. Mosca, stop alla moratoria sui missili a medio-corto raggio. Un incubo da fermare, è l'ora dei due stati, intervista allo scrittore Edgar Keret, la strategia di Bibi per riprendere la striscia, i rischi dell'operazione. Quando l'orrore viene banalizzato, Segre e gli odiatori, il commento di Antonio Polito. Poi ancora tir contro un'ambulanza, morti volontari e paziente. L'incidente provocato sulla A1, 3 vittime e 15 feriti ad Arezzo. Al Masri, Meloni archiviata, la Premier un'assurdità, il processo ai ministri, a giudizio Nordio, Piantedosi e Mantovano. Alte del Quirinale, il governo cede sul decreto sport, stralciate le norme. Ancora un bonus da 29 miliardi per Musk. Tesla regala una montagna di azioni al fondatore, così rimarrà per altri 2 anni. Poi il giallo della piscina, Simona, i PM smentiscono la famiglia. La Repubblica, al Masri, ministri a processo, il Tribunale per i reati ministeriali archivia le accuse a Meloni per la mancata consegna all'AIA del torturatore libico, verso il giudizio Nordio, Piantedosi e Mantovano. La Premier, tesi assurda, ho condiviso con loro ogni decisione. Netanyahu ha il sì di Trump, occupazione totale di Gaza. Poi ancora DL Sport, l'alto là del Quirinale, ritirate le norme contestate, ancora patto sulle nomine al Teatro San Carlo tra De Luca e Destra. Vediamo La Stampa, Netanyahu, occupiamo tutta la striscia di Gaza, il governo dopo l'appello dei servizi a Trump è fermare la guerra, ostaggi liberi con forza, c'è l'ok di Trump. Il personaggio, la maledizione dei balocco, addio ad Alessandra. Poi il dibattito, quegli applausi di facciata ai giovani e ai Papa Boys. Abitare le stelle, il nido dell'aquila sul Cervino, l'ultimo rifugio tra le nuvole. Processo al Masri, sfida di Meloni, lo sfogo della Premier, non governo a mia insaputa, non sono Alice nel paese delle meraviglie. Il Tribunale dei Ministri archivia la Presidente del Consiglio, Piantedosi, Nordio e Mantovano rischiano il giudizio. Basta madrine ai festival, Laura Chiatti sarà la conduttrice del Torino Film Festival e poi ancora il tir fuori controllo e la strage dei crocerossini in autostrada. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano. Bibi, occupiamo il capo IDF e contro, Tel Aviv rimanda i tank per gli ostaggi. Al Masri, Meloni archiviata, Nordio e altri 2 nei guai, anche Piantedosi e Mantovano rischiano il processo. Milano, la gente ha perso 2 miliardi per i costruttori tra oneri e indennizi, questa è l'analisi, e poi Unione Europea e lavori a rilento, TAV o paga tutto l'Italia o sarà pronto nel 2100. Il Giornale, il rilancio di Israele, adesso occupiamo Gaza, conflitto in Medio Oriente, svolta del governo con l'appoggio di Trump, operazione di terra nella striscia. Premiata l'albanese, Bari dalle chiavi della città all'amica di Hamas. Meloni archiviata, ministri alla sbarra, caso al Masri. La decisione del Tribunale, processo Nordio, Piantedosi e Mantovano. La Premier è assurdo. Tir contro ambulanza, ancora una strage, regole più rigide contro le distrazioni.
Il ponte all'ok definitivo, ecco i primi rendering, domani la decisione del CIPES è atteso per domani, come annunciato dal ministro Salvini, via libera al ponte sullo Stretto. La classifica reputazione web, Pier Silvio primo di tutti i manager. Libero, il caso Al-Masri, le sfide di Giorgia ai giudici per l'arresto del libico archiviano Meloni e chiedono il processo per Nordio Piantedosi e Mantovano. Il premier non ci sta, assurdo pensare che abbiano agito senza parlarmene. L'appello dell'Albanese alle procure e Bonelli subito s'accoda, vogliono indagare il governo per Gaza. Occupazione totale della striscia, Netanyahu annuncia il blitz per liberare gli ostaggi con l'ok di Trump. Il discorso al giubileo e i media inventano il Papa filo Palestina. Da Manfredi a Gualtieri, a sinistra c'è la fila per fare le scarpe a Elly Schlein, dice Daniele Capezzone su Libero. Il Sole 24 Ore, fisco, lavoro, ambiente e trasporti. Il governo gioca la carta semplificazioni. Consiglio dei Ministri, dalle bonifiche alle fatture per transizione 4.0 e 5.0 c'è l'ok a un DDL Omnibus. Orsini, un passo nella giusta direzione, pronti a collaborare col governo. Anche qui il governo Netanyahu pronti a occupare Gaza e poi borsa europea al rimbalzo, corsa delle banche a Milano. Uno sguardo anche al domani, ministri vadano a processo, Al-Masri furia Meloni sui giudici. Il caso del torturatore restituito ai libici, Tripoli ringraziò la leader con una lettera. Gaza, nuova offensiva di Netanyahu, il premier annuncia un allargamento del conflitto e licenzia la PM che lo ha indagato. Allora torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste per le notizie di casa nostra. Vediamo che c'è tutta un'analisi del turismo in regione, turismo bene gli eventi, il mare rallenta, meteo incerto, riscaldamento acceso a Sauris a luglio, tra maggio e giugno più 3,5% di presenze in regione. Vediamo qui l'analisi dettagliata che troviamo oggi sulle prime pagine proprio della cronaca del piccolo. Assunzioni programmate ad agosto, aumenti record. In ingresso nella ricettività sono previsti 1.770 lavoratori, più 52%. Il presidente della Camera di Commercio friulana da Pozzo dice crescita significativa. Ancora, sempre per quanto riguarda il turismo, lieve flessione a grado, ma agosto è in ripresa e Gorizia traina il Collio. Lovato, al mare un rallentamento, ma abbiamo prenotazioni. Marini invita a puntare sull'aeroporto, hub di enorme potenziale. E poi le nuove abitudini e il tempo piovoso, a Lignano calo del 15%. Battistone, chi prenota un giornaliero guarda le previsioni e disdice. Molte famiglie preferiscono pranzare in spiaggia per risparmiare, visti anche i prezzi sicuramente non accessibili. Va in archivio un luglio freddo e con tanta pioggia, non accadeva da 25 anni, dice il previsore, dopo i valori torridi da primato di inizio estate è arrivato un brusco cambiamento. Considerando tutta la regione, solo per 4 giorni non si sono registrate precipitazioni. Nel 7° mese dell'anno temperature più basse del sesto, l'ultimo fu nel 2000. Intemperie e ombrelli dopo la calura di giugno. Il riscaldamento globale avanza, le nostre sono oscillazioni locali, dice Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Cambia il clima, istituzioni ferme. Andiamo alla cronaca di Trieste, la cronaca della città, poi torneremo sui temi nazionali e internazionali. Allora vediamo la cronaca, cerco di arrivarci molto rapidamente dopo le pagine dell'economia. Eccola qui, la corsa dei fondi per investire in città, i negozi in centro fino a 6.000 euro, prezzi al metro quadrato spinti in alto dai grandi gruppi a caccia di spazi da comprare e poi affittare grandi brand. I fori commerciali tra Cavana, Piazza della Borsa e Ponte Rosso. Questo è l'andamento del mercato immobiliare per quanto riguarda i grandi spazi, i fori per i negozi in centro. Qui vediamo uno scorcio ad esempio di Piazza della Borsa. Per Palazzo Dreher consegna degli alloggi la prossima estate. Il cantiere tra via San Nicolò e via Cassa di Risparmio. Entro fine mese verrà completato il primo piano dell'edificio. Presto novità anche per l'ex colonia
Ceremonial in via del Canal Piccolo. La parte commerciale tra Harris Piccolo e lo sbarco di Mango, e al completo sono stati avviati i lavori utili a realizzare la nuova sede di Edizioni EL. Agenzie immobiliari sospese, ne parlavamo l'altro giorno, la Camera di Commercio apre a una soluzione, la mediazione dopo il provvedimento di inibizione dallo svolgere l'attività del 31 di luglio. Le 110 imprese che non avevano inviato la documentazione hanno un'altra settimana di tempo proprio per inviarla. Qui vediamo la sede della Camera di Commercio. Spettacolo di droni, musica, cene, giochi sul mare, il Ferragosto si vive in città. I tempi con strade vuote e negozi chiusi in estate sono solo un ricordo. Le iniziative dedicate a chi rimane e ai turisti ora si moltiplicano, quindi sono tante le iniziative e avremo modo sicuramente di parlarne anche noi. Qui vediamo anche la tradizione a Muggia, il carnevale ritorna, protagonista a Muggia da venerdì 8 a venerdì 15 agosto. A Muggia torna anche il tradizionale carnevale estivo di Ferragosto. L'Aula chiude i lavori estivi, Ovovia rinviata a settembre. Ultima seduta flash prima della pausa di Ferragosto dedicata a delibere urgenti. La discussione sulla variante urbanistica resta sospesa fino al verdetto del TAR. E poi un minuto di silenzio per Martina Oppelli. Ora diamo risposte al ricordo della cinquantenne triestina morta in Svizzera qualche giorno fa. L'edilizia scolastica, l'attacco del Partito Democratico, zero pianificazione e tanti ritardi, l'affondo delle opposizioni. Nel mirino i cantieri di via Tigor, la cui fine è slittata al 2026, e il trasloco della Stuparic nella sede provvisoria di Molo Quarto, oltre al rinvio delle commissioni. Anche noi abbiamo seguito questa conferenza stampa del Partito Democratico in Consiglio Comunale con la consigliera Pucci in particolare, ma anche il capogruppo Barbo e il consigliere Salvati, che hanno spiegato insomma il perché di questo attacco sull'edilizia scolastica. Rivediamolo insieme. Denunciamo una mancata pianificazione e il ritardo nei lavori di ristrutturazione in alcune scuole di Trieste, e anche il rifiuto da parte di questa amministrazione di centrodestra di convocare alcune commissioni richieste dall'opposizione. Lo slittamento del rientro sui banchi degli alunni delle scuole Sauro Spaccini Dante in via Tigore e Madonna del Mare è solo uno dei casi di cattiva pianificazione dei lavori in edilizia scolastica da parte del Comune, secondo i consiglieri del Partito Democratico Barbo, Pucci e Salvati, che assieme ad alcuni esponenti sindacali di CGIL, UIL e UGL hanno acceso i riflettori anche sui disagi per le famiglie, gli studenti e il personale. Con la seconda variante sono stati spostati al 26 dicembre 2025. Sappiamo che la scuola, gli alunni dovevano rientrare già da questo settembre, già da questo anno scolastico 25-26, ma con questo spostamento dei lavori chissà quando rientreranno. I costi, aggiunge Pucci, sarebbero lievitati di quasi il 21% e ci sono altri dubbi da chiarire sui quali la consigliera Dem ha fatto richiesta di accesso agli atti. La firma con motivato dissenso da parte dell'appaltatore della costruzione della ristrutturazione, ATI Omnia Costruzione Mari Mazzarolli, e poi la creazione del nuovo sito archeologico che verrà fatto sotto al piano terra dell'edificio di via Madonna del Mare. Ancora nessuna novità, ha rincarato Salvati a un mese dall'inizio dell'anno scolastico sul trasporto degli studenti dalla scuola Stuparic in ristrutturazione al Molo Quarto, mentre i rappresentanti sindacali hanno evidenziato il problema del raffrescamento dei locali adibiti a centri estivi. E cercheremo naturalmente anche la risposta da parte degli assessori competenti su queste tematiche. Ora una notizia di cronaca, vediamo anche la foto che ci è stata inviata dai Vigili del Fuoco. Alle 21:20 circa di ieri la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Muggia è intervenuta su segnalazione della sala operativa regionale per la ricerca e il soccorso di un gruppo di 7 giovani escursionisti che, colti dal buio durante una gita nei pressi del Monte Carso del comune di San
Mondorligo della Valle e non conoscendo la zona non riuscivano più a ritrovare la via del rientro e hanno chiesto aiuto al numero d'emergenza 112. I vigili del fuoco si sono portati presso l'inizio del sentiero che conduce al Monte Carso, dove si sono incontrati con i volontari del soccorso alpino e hanno iniziato le ricerche del gruppo di ragazzi. Una volta ritrovati i giovani, che erano in buone condizioni psicofisiche, sono stati accompagnati dai soccorritori a Bagnoli della Rosandra, dove avevano parcheggiato le proprie autovetture. Quindi una notizia, un evento insomma a lieto fine, mentre purtroppo ieri è stato trovato, e qui lo vediamo sul piccolo di Trieste, è stato trovato morto un escursionista cinquantenne trovato senza vita vicino alla vedetta Weiss, il drammatico rinvenimento lungo il sentiero. Trovato morto sul sentiero che porta alla vedetta Tiziana Weiss, tragedia ieri pomeriggio a Duino Aurisina, in prossimità della vedetta, in uno dei percorsi panoramici più amati e frequentati del Carso. L'allarme è scattato verso le 17, ma la notizia del ritrovamento è emersa soltanto in serata e gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine sono proseguiti fino a tarda sera. Si tratterebbe di un escursionista 52enne italiano. Da quanto risulta, il decesso sarebbe avvenuto poche ore prima del ritrovamento, intorno a mezzogiorno. Il cadavere non presenta segni di violenza, il che porterebbe a escludere una morte per mano di terzi. L'ipotesi più probabile è che il malcapitato sia stato colto da un malore fatale, un cedimento improvviso a cui potrebbe aver contribuito il caldo e lo sforzo fisico. Quindi da qui gli accertamenti, rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo, dei colleghi della compagnia di Aurisina che continuano appunto a indagare. È stata informata anche la PM di turno Ilaria Iozzi, che si è recata sul posto. Saranno gli esami della salma a fugare ogni dubbio. Vediamo che ci sono altre notizie di cronaca, in particolare questa con cui abbiamo aperto ieri il nostro telegiornale: colpo in casa di un'anziana, rubati gioielli per 20.000 euro. Raid domenica all'ora di pranzo in vicolo del Castagneto, nessun segno di scasso, i ladri probabilmente hanno usato il famoso ormai famigerato topolino. Telecamere condominiali al vaglio, furto sotto l'università. Rivediamo insieme il nostro servizio. Un furto rapido, silenzioso e senza segni di effrazione. È accaduto domenica 3 agosto in un appartamento di vicolo del Castagneto, dove ignoti si sono introdotti tra le 12 e l'1, approfittando dell'assenza della proprietaria, una donna triestina di 86 anni. I ladri hanno agito con estrema precisione, riuscendo a portare via monili in oro per un valore stimato di circa 20.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Guardiella, che hanno constatato l'assenza di forzature e avviato le indagini. L'area è servita da un impianto di videosorveglianza condominiale che potrebbe aver registrato elementi utili all'identificazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria è stata informata. L'episodio non è isolato. Negli ultimi mesi Trieste è stata colpita da una serie di furti in abitazione con modalità analoghe. Lo scorso giugno in via San Giacomo in Monte un altro appartamento è stato svaligiato in pieno giorno. Anche in quel caso erano spariti gioielli in oro e anche lì non erano stati rilevati segni di effrazione. Ad aprile in via Combi a San Vito una donna è stata derubata di preziosi per oltre 60.000 euro. I colpi seguono uno schema ricorrente. Le vittime sono spesso anziane, i ladri agiscono in fasce orarie ben calcolate, senza forzare ingressi, puntando direttamente su oggetti facilmente rivendibili come oro e gioielli. Le forze dell'ordine, che hanno intensificato i controlli, invitano alla massima attenzione e collaborazione. Installare sistemi di allarme, rinforzare porte e serrature e mantenere attivi i rapporti di vicinato sono alcune delle misure consigliate per contrastare un fenomeno che sta alimentando crescente preoccupazione tra i cittadini. Allora, torniamo a leggere il giornale, andiamo a vedere che ci sono ancora notizie di cronaca. Ubriachi al volante, 4 volte oltre il limite, 3 patenti ritirate nei controlli a Sistiana. Poi ancora tenta il furto e la fuga ma viene fermato, è successo in Largo Barriera, ancora una volta nella zona del negozio New Yorker, dove ha tentato di rubare dei capi d'abbigliamento. Si perde in costiera, uomo soccorso all'alba, recuperato dal soccorso alpino.
bambino si perde sulla Costa dei Barbari durante un'escursione. 39enne recuperato dal soccorso alpino. L'uomo di nazionalità argentina era in evidente stato di alterazione. Ne abbiamo parlato anche noi nel telegiornale di ieri. Ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Tiziana Martini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Sì, al momento il traffico è regolare, scarso, non abbiamo segnalazioni di problematiche in atto. Anche questa notte abbiamo rilevato un incidente stradale ma nulla di particolare, abbiamo gli interventi di routine ma nulla da segnalarvi di particolare. Per quanto riguarda invece i lavori, io vorrei ricordarvi che da ieri è in atto uno scavo in via Battisti sulla postazione semaforica di via Rossetti in direzione di via Giulia, occupa completamente la corsia di destra a salire, quindi questo magari negli orari di più traffico può portare un po' di rallentamenti sulla via Battisti. A proposito di questo, continuano anche i lavori lungo la via Milano, anche lì c'è una corsia sola fruibile, e anche in Corso Cavour, Duca degli Abruzzi, lì continuano ancora i lavori. Per questa mattina è programmato in Viale Miramare, altezza del Civico 18, l'arrivo di tir che entreranno poi nella parte delle ferrovie. Saremo presenti noi per aiutare la manovra. Anche lì potrebbe creare un po' di rallentamenti, un po' di traffico nel momento della manovra di entrata dei camion all'interno dell'area delle ferrovie di Stato. Altre cose non avrei da segnalarvi. Benissimo, allora la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e buona giornata, sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, allora grazie delle informazioni. Noi continuiamo ancora a leggere il giornale, torniamo sempre sulla cronaca di Trieste. Climatizzatori per i detenuti, attività anche nei mesi caldi, nuovi condizionatori d'aria nel carcere del Coroneo sono stati installati lo scorso aprile grazie al sostegno della Fondazione CR Trieste. Gli spazi dedicati alle attività educative, formative e sociali possono dunque essere utilizzati senza interruzione anche nei mesi più caldi. L'intervento è stato coordinato dall'associazione DOC. E poi moglie accoltellata, l'anziano resta in cella, accertamenti sulle condizioni psichiche dell'80enne, convinto di avere poco da vivere. L'ossessione sfociata in dramma. Resta in carcere Francesco Melle, l'anziano arrestato sabato scorso dopo il dramma familiare di Via Verga, dramma che per poco non è sfociato in tragedia. L'80enne ha accoltellato la moglie con un fendente alla gola, poi si è chiuso in una stanza cercando di togliersi la vita, ferendosi ripetutamente con la stessa lama usata contro la moglie. 72enne. La consorte si era salvata per miracolo rifugiandosi da una vicina. Ricoverata a Cattinara con un taglio sul collo, la donna è fuori pericolo e le sue condizioni migliorano. Nemmeno il marito ha riportato gravi ferite. Melle è accusato ora di tentato omicidio e il GIP ne ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Vicino al punto del mortale dell'altro giorno, sbanda e colpisce il guardrail, altro incidente in costiera, fortunatamente sicuramente meno grave. Rogo e code all'Isert, auto si incendia dopo il casello, salve le 3 persone a bordo. Auto in fiamme all'Isert, il conducente vede uscire fumo dal cofano, riesce a mettersi in salvo insieme ai 2 passeggeri. Il pericoloso imprevisto si è verificato verso le 7:30 di ieri mattina, appena superata la barriera autostradale Monfalcone Est. Momenti di paura per chi era a bordo. Fortunatamente si è concluso il tutto senza danni per le persone, soltanto al mezzo il van, che lo vedete è andato a fuoco ieri mattina proprio alla barriera dell'Isert. Più grave invece l'incidente che è accaduto domenica alle porte di Gorizia. Ieri abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni in particolare della bambina di 8 anni che nell'incidente ha perso la mamma, anche il papà è rimasto ferito e altre 2 persone, tutti di nazionalità serba, residenti in Svizzera. Rivediamo insieme il servizio.
È ancora ricoverata in prognosi riservata nella terapia intensiva di pediatria all'ospedale di Padova la bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita nel tragico incidente di ieri alle porte di Gorizia. Nel violentissimo tamponamento tra due auto ha perso la vita la madre della bimba, una 32enne serba morta carbonizzata nel SUV in fiamme. La bambina ha riportato un trauma addominale con rottura del bacino ed è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Udine in codice rosso e di seguito trasferita in Veneto. Il padre è stato trasportato in ambulanza a Udine con il codice giallo per un trauma toracico. Feriti ma fuori pericolo i 2 uomini, anche loro serbi, residenti in Svizzera, a bordo dell'altra auto. Intanto emergono particolari sulla possibile dinamica dello schianto al vaglio degli agenti italiani e sloveni. La famiglia di rientro in Svizzera dopo una vacanza nel paese d'origine viaggiava su una BMW che proprio all'altezza del posto di controllo di confine di Sant'Andrea ha rallentato improvvisamente in territorio sloveno. Il conducente della Mercedes che sopraggiungeva non è riuscito a frenare, finendo addosso al SUV che ha preso fuoco per la rottura del serbatoio e la fuoriuscita di carburante. L'impatto è stato tremendo e la donna non è riuscita a mettersi in salvo. L'autostrada d'ingresso in Italia è rimasta chiusa al traffico per più di 12 ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del sito. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, continuiamo la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere le notizie internazionali, sempre nelle pagine dell'attualità del piccolo, i nodi internazionali. Israele occuperà la totalità di Gaza, è un po' il titolo che campeggia in tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Ok di Trump all'operazione, Netanyahu agire ora o gli ostaggi moriranno di fame. Per i media israeliani c'è il via libera del Presidente degli Stati Uniti. Ancora avanti il sindaco di Bari dà le chiavi della città Francesca Albanese, la relatrice dell'ONU per i palestinesi. Questa è una notizia che ha fatto piuttosto scalpore. Il Cremlino avvisa il tycoon sul nucleare, serve cautela, armi atomiche. Mosca non vede escalation nell'annuncio del leader americano di aver schierato 2 sottomarini in acque vicino alla Russia. Questo dice Putin. L'Unione Europea congela i controdazi, Washington annuncia i ricavi ai più poveri, il braccio di ferro. India nel mirino e caos in Svizzera per quanto riguarda il protezionismo statunitense. Lo scudo di Meloni sul vino, prodotto non rimpiazzabile. La strategia serve un accordo per la tutela di alcuni alimenti. Gli USA devono saperlo, dice la Premier che ha incontrato la filiera vinicola a Palazzo Chigi. Ancora avanti vediamo, si parla anche di dazi interni che frenano l'economia europea, c'era il richiamo anche in prima pagina, e poi un nuovo accordo con il sud del mondo, l'altro articolo di commento. Vediamo che abbiamo già visto anche sugli altri quotidiani nazionali, c'è la svolta nel caso Al-Masri, la Premier è archiviata, Nordio e Piantedosi no, si va verso la richiesta di autorizzazione a procedere anche per Mantovano. Per Meloni si tratta di una situazione assurda, le scelte, dice, erano concordate. Per la coalizione del centro-sinistra i 5 Stelle mettono in campo Tridico, il nuovo fronte, le elezioni in Calabria. Fondi del PNRR, la Corte dei Conti avverte, percorso in regola ma ci sono criticità. A segno la moral suasion del Quirinale, il decreto sport cambia in aula al Senato. Dopo i rilievi del Colle la norma ha subito delle modifiche ma la maggioranza ci riproverà con un disegno di legge. Chiude la rottamazione delle cartelle, si paga anche in banca e in tabaccheria, la pace col fisco. Botta e risposta fra magistrati a Milano, la procura valuta l'appello sul Pirellino, gli sviluppi dell'indagine. Momenti di tensione sul versante valdostano del Monte, alpinisti del Friuli Venezia Giulia soccorsi e salvati sul Cervino, 3 si sono rifugiati a Capanna Carrel a 3.800 metri, il quarto con un principio di ipotermia è stato raggiunto e curato. Tir contro ambulanza sulla A1, 3 vittime e 15 feriti, bloccata per ore l'autostrada per l'incidente che ha coinvolto diversi veicoli, il tremendo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra Valdarno
Belluno e Arezzo. 2 operai egiziani di 21 e 39 anni nel Veneziano, arrivati con il barcone, muoiono al lavoro in una fossa settica. Queste le foto dei 2 giovani lavoratori. Qui torniamo ancora al caso terribile dell'omicidio di Gemona, l'ammissione della madre: l'ho fatto a pezzi da sola e l'avrei portato sui monti. Lorena Venier: ho tagliato mio figlio in 3 parti, ho usato un lenzuolo per contenere il sangue. Il piano vanificato dalla crisi nervosa della compagna Meilin. Ha chiamato il 112 ed è crollata. Queste le foto della madre e del figlio, la vittima di questo efferato omicidio. Anche la nostra redazione di TV12 ha realizzato un servizio sugli ultimi sviluppi di questo caso davvero terribile. Oggi, fra l'altro, la Procura conferirà l'incarico per l'autopsia. Sarà nominato un curatore speciale per la bimba di 6 mesi, la figlia della coppia. Allora, possiamo rivedere insieme il servizio riguardante proprio questo terribile caso di Gemona. Sarà disposta domani dalla Procura di Udine l'autopsia sui resti del 35enne Alessandro Venier, ucciso il 25 luglio. Il corpo, fatto a pezzi, è stato trovato giovedì 31, coperto di calce, occultato in un bidone dell'immondizia nel garage della casa di famiglia. La mamma della vittima, Lorena Venier, 61 anni, ha confessato il delitto, commesso, secondo i magistrati che indagano, in concorso con la nuora, Meilin Castro Monsalvo. La trentenne colombiana, in attesa di essere trasferita in queste ore dal carcere di Trieste alla struttura penitenziaria di Venezia per la custodia cautelare attenuata, dove potrà avere contatti con la figlia di 6 mesi, finora non ha mai rilasciato deposizioni, avvalendosi della facoltà di non rispondere. L'unica ammissione sul suo coinvolgimento l'avrebbe fatta ai carabinieri di Tolmezzo, inviati nella casa di Via dei Lotti, dopo che la stessa aveva contattato il 112 dicendo all'operatore: mia suocera ha ucciso il figlio. Poi, nella telefonata, si sente un litigio. No, Lorena, no, forse per il tentativo della suocera di strapparle il telefono di mano. Sulle sue braccia sono stati individuati alcuni lividi, si sospetta, causati da una colluttazione in seguito a momenti di tensione tra le 2 donne. Emergono intanto nuovi raccapriccianti dettagli sulle modalità dell'omicidio e l'occultamento del cadavere. Lorena Venier, nell'interrogatorio reso al sostituto procuratore Giorgio Minillo, poi confermato davanti al GIP Maria Rosa Persico nell'udienza di convalida, ha rivelato che il piano prevedeva di attendere che la calce completasse il suo effetto sulla distruzione del corpo, spiegando il perché non è stato coinvolto nessun altro. Pensavamo di poter fare tutto da sole. Una volta sezionato sarebbe bastato attendere che si consumasse prima di portarlo in montagna, così avrei esaudito anche un suo desiderio, ha detto Lorena, che ha poi chiarito le fasi del depezzamento del figlio ormai morto. Ho utilizzato un seghetto e un lenzuolo per contenere il sangue e l'ho sezionato in 3 pezzi. Non ci sono stati schizzi, per questo i carabinieri hanno trovato tutto in ordine. Un piano che avrebbe potuto anche funzionare se Meilin non fosse crollata, contattando il 112. Oggi nella villetta di Via dei Lotti, posta sotto sequestro, non si è svolta alcuna attività. Non si esclude che nei prossimi giorni possano arrivare i carabinieri del RIS di Parma per analizzare a fondo la scena del delitto. Torniamo sul giornale, sempre sul piccolo, per analizzare il mattone in Croazia, sempre più caro. La Croazia paga l'effetto degli investimenti esteri. Il prezzo medio è di 2.731 euro al metro quadro, ma nelle aree costiere i valori sono le stelle. Per i residenti è sempre più difficile trovare una casa in centro, dall'Istria a Ragusa. Maltempo, Lissa colpita dalla tempesta, diportisti tratti in salvo. Ancora Serbia, Ungheria e Russia con Dodik, sentenza contro la democrazia. Vučić, Orban e Mosca si schierano col leader serbo-bosniaco dopo la conferma della condanna in appello. In campo non si parla sloveno, nuova crisi Lubiana-Vienna. Durante una partita di Serie C in Carinzia, allenatore ammonito per aver usato la lingua minoritaria. Pista da bob, un bruco di ghiaccio, viaggio nei cantieri olimpici, l'impianto di Cortina Avanza sarà coperto da un involucro verde. Lo troviamo sempre sul piccolo, vediamo anche rinasce il trampolino
Campolino Simico con più fondi, l'ascensore è possibile. La pagina dell'economia, il CDA di Generali è pronto a un passo verso Nagel, domani conti dei 6 mesi. Da Intesa San Paolo 50 milioni ad Auto Torino l'operazione. Torniamo sul piccolo di Trieste, vediamo che c'è questa iniziativa transfrontaliera che in realtà riguarda più Gorizia. Allora, in moto per superare il confine, le corse su 2 ruote ai tempi della Cortina di Ferro ispirano l'evento del Motoclub Trieste del 31 agosto. Portorose, settembre 63, un giovane ancora semisconosciuto, pilota austriaco, futuro campione del mondo di Formula 1, prende parte a una corsa automobilistica sull'adrenalinico circuito sloveno tra roccia e mare. Jochen Rindt non vince ma conosce il triestino Gino, talento puro del motociclismo, a cui chiede un favore: andare a recuperare di volata in albergo con la sua 2 ruote alcuni documenti che aveva scordato. Insomma, nasce così la storia di questa manifestazione. L'appuntamento è culturale, finisce nel mirino UNESCO, questo il programma che trovate oggi sul piccolo. Un coordinamento tra enti per gestire lavori sul Fugnan, lo chiede il sindaco di Muggia Paolo Polidori. La richiesta del comune ad ANAS, EDR e Friuli Venezia Giulia Strade per ridurre i disagi ai cittadini. L'obiettivo è informare con largo anticipo su interventi e limitazioni alla viabilità. Poi ancora San Dorligo della Valle, consigli di frazione, Corbatto e Cugna eletti alla presidenza. Duino Aurisina, elettrosmog, il comitato chiede di andare avanti. Poi ancora la strada Zolla Opicina chiusa fino a venerdì 21. A Maurupino è stato chiuso ieri, come annunciato, il tratto dell'ex provinciale 9 che collega Zolla Opicina. Il cedimento di un tratto di strada al di sotto del quale è parzialmente franato il terreno ha obbligato l'EDR a predisporre in tempi rapidi l'intervento di messa in sicurezza. La chiusura è prevista fino a venerdì dopo Ferragosto. Con un semplice smartphone in giro per la città alla scoperta del suo passato oscuro ed esoterico. È Trieste Underground, di cui si è parlato ieri. Questo progetto è stato presentato dall'assessore comunale Savino, Sandra Savino, e dai responsabili appunto della cappella Underground. Abbiamo seguito anche noi la conferenza stampa. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladini. Quello che mi fa più piacere è anche i giuliani nel mondo, perché tutti molto attaccati a Trieste, la nostra città, avranno la possibilità di essere più vicini alla propria città natale. C'è sempre qualcosa da scoprire a Trieste, anche per chi ci abita da sempre. Trieste Underground, il nuovo itinerario digitale alla scoperta del lato nascosto della città, storie oscure e luoghi misteriosi, pronti a essere conosciuti grazie al progetto ideato e prodotto dalla Cappella Underground, organizzato con il Comune di Trieste e con il sostegno di Promoturismo FVG e Associazione Guide Turistiche del Friuli Venezia Giulia. Un'esperienza immersiva e coinvolgente. I contenuti sono accessibili gratuitamente sul sito www.triesteunderground.it e tramite i QR code dislocati nei luoghi raccontati, facilmente individuabili con una mappa interattiva per smartphone. Al cuore del progetto una serie di 12 contributi video e audio ispirati al libro Trieste Occulta, storie nere ai tempi degli Asburgo, che raccontano con taglio cinematografico le storie nascoste della città. Sì, possono scoprire quel lato poco conosciuto, quel lato che è nascosto da un piccolo velo, no, di mistero, e che sta dietro a questa città che ha sempre un'apparenza di una città bianca, una città di luce, una città di sole, ma che in realtà nasconde tante piccole storie che è bello conoscere, che può essere divertente appunto conoscerlo attraverso il sito, ma che è stato anche molto divertente per noi scoprire nell'atto creativo del sito. E così è l'occasione di scoprire anche un passato, una Trieste che forse non c'è più, ma che continua a muoversi, ad alleggiare, a vivere appunto nelle ombre di queste vie. E noi attraverso questo progetto Trieste Underground abbiamo cercato di riportare le voci di una tradizione orale che forse si andava perdendo, che siamo andati anche a cercare quegli aspetti più insoliti, ma che in realtà hanno fondamenta storiche inappuntabili e documentate.
Un'esperienza per tutti, un percorso inclusivo ed ecosostenibile, dato che non è servito a produrre materiali stampati, gadget e che promuove un'esplorazione della città a piedi o con i mezzi pubblici. Quindi questo è un percorso sicuramente che parla di inclusione, perché naturalmente questo è un progetto che potrà essere utilizzato anche da persone anziane, da persone disabili che non possono uscire di casa, inclusivo perché appunto si rivolge non solo a noi ma anche a chi non sta più nella città di Trieste, e anche coniuga la cultura, l'innovazione, la sostenibilità, quindi è un sistema diciamo per cristallizzare anche la tradizione orale in qualcosa che possa restare. Uno sguardo all'Isontino nell'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. Allora diamo un'occhiata alla pagina di Gorizia. Gli ambulanti, basta via Alviano, imminente rientro in Casarossa. I titolari delle bancarelle chiedono lo spostamento, canone unico patrimoniale da abbassare. Mercato di via Boccaccio, il comune, lavori più vicini, l'altra partita importante nel centro città. 15 milioni per le scuole, 4 edifici a prova di sisma. Il punto sui lavori di adeguamento, approvato il progetto esecutivo della Furlani di via Gramsci, sempre a Gorizia. Andiamo a vedere ancora fra tradizione Go 2025, la sagra di San Rocco al Via, l'inaugurazione venerdì con ritorno del passaggio del Calesse nelle vie cittadine, il pieghevole trilingue distribuito quest'anno anche nei centri oltre confine. A Monfalcone qui c'è un viaggio a Marina Iulia dagli atleti ai bimbi in un mix di lingue, così Marina Iulia vive la propria estate. Vediamo alcune fotografie appunto della Marina Iulia di quest'anno. Categorie di bagnanti eterogenee nella spiaggia impreziosita dal nuovo maxi pontile gettonato dai ragazzi. Quindi l'occhio vigile dello storico bagnino Denis sui giovani che si scatenano con i tuffi. Teatro Bonezzi, in sicurezza il varco secondario sul retro, l'intervento dopo il recente distacco di parte dell'intonaco. Sempre a Monfalcone l'area era stata interessata a luglio dal cedimento di parte del controsoffitto. Fasan e Maioretto rassicurano nessun rischio per la pubblica incolumità. Vediamo ancora auto in fiamme all'Iser, salve le persone a bordo, ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda la pagina di Trieste. Poi c'è questa querelle tra Cisint e Serracchiani. Cisint replica Serracchiani sulla presenza nel comitato di gestione dell'autorità portuale. Continuerò a battermi per il porto, dice Cisint. Anche Serracchiani ha controrisposto, per così dire. Insomma, continua questa lite a distanza tra Cisint e Serracchiani sulla questione proprio del porto, dei porti in realtà di Trieste e Monfalcone. Ne abbiamo parlato anche noi ieri su appunto di questa battaglia di parole a distanza. Allora rivediamo insieme il servizio. Nuovo capitolo della polemica sulla partecipazione come uditrice dell'europarlamentare ed ex sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint della Lega a riunioni del comitato di gestione del porto di Trieste. La deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani aveva manifestato perplessità al riguardo, anche perché Cisint, ha precisato, non ha nascosto di essere disponibile a ricoprire la carica di presidente dello scalo. Non si è fatta attendere la replica di Cisint. L'onorevole Serracchiani scrive, sollevando una polemica pretestuosa, dimostra di essere preoccupata non tanto della crescita di questo comparto quanto di chi si sta impegnando costantemente nella difesa degli interessi del territorio e alimenta un'inaccettabile battaglia personale per cercare di limitare la mia azione. Immediata anche la controreplica di Serracchiani, in questo botta e risposta a distanza. L'europarlamentare Cisint non chiarisce i dubbi sulla correttezza della sua partecipazione al comitato di gestione del porto di Trieste Monfalcone e in specie a una riunione delicata come quella del 29 luglio scorso in cui il commissario straordinario si dimetteva. Qui non c'è nulla di personale, prosegue la parlamentare Dem, e dunque ho depositato un'interrogazione al ministro dei trasporti per aiutare a sgomberare ogni dubbio e confidando nel prevalere dei ruoli istituzionali. È una questione di regole.
Ci spostiamo a Ronchi dei Legionari per l'addio commosso a Mario Candotto, l'ultimo testimone dell'orrore dei lager. Il cimitero di Ronchi mai così pieno come ieri mattina per l'ultimo saluto. Il sindaco Benvenuto, una voce chiara tra il rumore dell'oblio. Il figlio di Ondina Peteani, Gianni, un abbraccio gigante a chi gigante è stato nella vita. Il cordoglio tra i tanti del comitato residenti del Rione Pater, di cui è stato a lungo il rappresentante ufficiale. La storia: fu arrestato nel 1944, i suoi genitori non tornarono mai a casa. Era l'ultimo testimone dell'orrore dei lager e da cui fortunatamente si è salvato. Aveva 99 anni. Staranzano ai margini dei finanziamenti Friuli Venezia Giulia, 3 ex sindaci in campo contro la giunta Fedriga. Papais, Marchesan e Brussa, in una lettera aperta, danno manforte al loro successore Fra Giacomo. Concertazione no, lotteria truccata, così si esprimono gli ex amministratori del comune di Staranzano. Fratelli d'Italia reclama una strategia per l'invecchiamento attivo. Torniamo nelle pagine di Trieste, per le pagine della cultura, in realtà cultura e spettacoli, il racconto del grande evento musicale, la Reunion, una supernova nel cielo di Wembley, allo stadio 700.000 persone per i 5 concerti con Liam e Noel ancora insieme. Su quel palco si celebra il passato e il presente, chissà il futuro di un connubio. Parliamo degli Oasis. Il western con Gary Cooper da Pordenone a Locarno, poi ancora un secolo d'arte grafica, 6 esposizioni celebrano il maestro Vladimir Makuz, l'artista transfrontaliero nato a Salcano l'8 maggio del 25. Allora andiamo ancora avanti, sempre nelle pagine di Trieste. Per quanto riguarda le pagine dello sport saltiamo quelle dei giochi, diciamo così. Allora, carrozzone alla Bardato, calcio Serie C, la crisi della Triestina, versati 950.000 euro. Il DG Menta chiede rispetto per la maglia. Oggi quarto tentativo di raduno, la squadra affidata a Marino. Allora, venghino signori, venghino, scrive Antonello Rodio sul Piccolo. Quello che succede attorno al baraccone alla Bardato assomiglia sempre di più a quelle pessime attrazioni da fiera che ricorrono a qualsiasi espediente per attrarre lo spettatore. Peccato che qui gli spettatori siano i disperati tifosi alabardati. Nella giornata dello stop del settore giovanile, ne parlano qui sul Piccolo, stop a femminile e giovanili, distrutto un lavoro di 9 anni, l'abbiamo detto anche noi ieri nel nostro telegiornale, in questo articolo di Guido Roberti. Quindi nella giornata dello stop del settore giovanile ci sono altri 2 eventi importanti che riguardano la prima squadra: il pagamento dei giocatori e la convocazione del raduno per oggi. Gli stipendi di maggio e giugno sono stati pagati a tutti i giocatori, per la precisione sono arrivati nelle casse labardate 950.000 euro, sufficienti però solo a saldare i netti. Secondo la società labardata questo basterebbe evitare ulteriori penalizzazioni, perché contributi e tasse si potrebbero pagare più avanti, ma è una tesi smentita da altre fonti. Fatto sta che per l'ennesima volta c'è stata un'iniezione di denaro in extremis che di certo non risolve la situazione, ma comunque importante. Ma perché si finisce sempre per pagare all'ultimo istante in modo molto parziale, si domanda il giornalista. Non sembra esserci nessuna progettualità in tutto questo, solo una disperata ricerca di denaro last minute che finisce per arrivare per vie contorte e tortuose. Poi ancora continuano ad arrivare le richieste di informazioni per la vendita della società. Intanto è scattata l'ennesima convocazione del raduno, quarto tentativo. Oggi dovrebbe partire l'attività, il condizionale è d'obbligo, con settimane di ritardo rispetto alle altre squadre. Il programma prevede il primo allenamento alle 18 e dovrebbero presentarsi tutti i giocatori sotto contratto. Il direttore dell'area tecnica Alex May
commenta con un messaggio surreale vista la situazione, diretto ai giocatori, ha detto di voler chiarire loro la situazione, ha parlato di voler recuperare velocemente il terreno perduto e che l'obiettivo è la salvezza, perfino evocato rispetto per la maglia e la città, che però è proprio quello che finora è clamorosamente mancato da parte della società, commenta Antonello Rodi appunto sul Piccolo. Altre notizie di sport: Trieste azzurra, nazionale in città da domani, sabato il test con la Lettonia per quanto riguarda il basket. Al Pallarubini ci sarà Thompson, Tagliati, Caruso e Bortolani, qui vediamo una foto anche di Stefano Tonut, Gianmarco Pozzecco, tecnico triestino dell'Italia. Queste le notizie per quanto riguarda lo sport. Ieri invece ci siamo occupati di animali d'affezione per quanto riguarda il caldo di questi giorni che si prepara ad arrivare in realtà in questo agosto. Allora ne abbiamo parlato con la veterinaria, amica di Tele4, Fulvia Da Rossi. Allora sentiamo che cosa ci ha detto. Come ci si comporta a fronte di elevate, a volte elevatissime temperature? Come bisogna gestire il proprio animale quando lo si porta anche fuori, ovviamente? Non pensando che ami il caldo. Se guardiamo in natura qualsiasi animale non si mette al sole a meno che non sia inverno. E se andassimo in giro scalzi sentiremmo quanto è caldo il cemento, per non parlare dei tombini, per cui quando si esce con un cane anche banalmente schivare un tombino può essere fargli un favore. Fanno la muta, perdono il sottopelo, in questo possiamo aiutarli con delle belle e sonore spazzolate. Fare una tosatura eccessiva può far sì che l'animale si scotti, perché la pelle del cane non è adatta, non si abitua al sole. Esistono delle creme solari proprio per quei cani che hanno il manto bianco e il pelo raso e si può aiutarli a evitare scottature sulle giunzioni, per esempio qui della canna del naso. Ecco che allora possiamo fare una tosatura ragionevole, qualsiasi toilettatore è assolutamente in grado di consigliarci e di aiutarci nel scegliere la lunghezza giusta. Può essere un'ottima idea quella di bagnargli un po' la schiena e la testa, approvvigionarli sempre d'acqua, per cui far conto che ci sia una ciotola bella ampia o anche 2 ciotole, perché se stanno a casa soli tutto il giorno ci sono animali che amano giocare con le ciotole, soprattutto i cuccioli, e se la ciotola si rovesciasse e non ci fosse acqua, ecco che stare tutta una giornata senza acqua può essere un grosso problema. L'animale in qualche modo, il cane, può farmelo capire che in quel momento sta soffrendo molto, dei gesti particolari che posso riconoscere immediatamente? Il respirare a bocca aperta, che comunque è il sistema col quale loro dissipano il calore, la polipnea termica è quella con la quale loro vicariano il fatto che non sudano. Gli animali sudano solo tra le dita delle zampe e comunque non a sufficienza per dissipare il calore. La ricerca di una zona ventilata, no? Si mettono di solito col collo esteso dove c'è un giro d'aria. Come ci si comporta allora con il proprio amico a 4 zampe se lo porto al mare? I nostri cani non amano stare al sole tutto il giorno e, ripeto, non si possono mettere in costume da bagno ma hanno il pelo, per cui avranno sicuramente più caldo. Per di più bisogna ricordarsi che è necessario, quando si rimane tante ore vicino all'acqua salata, sciacquare i nostri animali, perché la salsedine che a noi fa quella crosticina sulla pelle, a loro può dar luogo a delle vere e proprie irritazioni. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo in compagnia dell'assessore regionale alla sicurezza e alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti. In questo martedì di agosto, insomma, ci avviciniamo ormai alle ferie estive, però abbiamo così colto al balzo, insomma, l'assessore alla fine dell'assestamento di bilancio, quindi tutta l'approvazione in aula dell'assestamento di bilancio che ha avuto dei capitoli anche importanti, fra pochissimo ne parliamo, ma sentiamo subito la telefonata. Sì. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono io. Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Tiziano. Non c'è pesante oggi, però devo esprimere qualche pensiero.
Perché ho visto che lei ha letto dei condizionatori detenuti. La sentiamo malissimo, Tiziano, giusto? Sì, mi sente adesso? Ecco, molto meglio, sì, mi dica. Ok, allora comincio con i condizionatori detenuti, ma sì, diamogli anche un premio vacanza, dai, diamogli anche le donne, diamogli le nostre donne magari, così si divertono, magari gli fanno mettere anche il burka, poi scappano come quel ragazzo che è scappato e poi lo prendono, ma no, anzi, forse neanche non scappano perché hanno tutto là dentro. Perché probabilmente sono già in vacanza là dentro, gli pagano anche se lavorano. Ieri è stata fatta una rapina in centro Italia, in un negozio in centro Italia, una signora che dietro il banco ha reagito, è stata forte. La polizia l'ha presa nel pomeriggio e era già fuori, si rende conto. Ormai li abbiamo tutti qui, bulgari, rumeni, ucraini, neri, africani, Bangladesh, ma sì, risse ogni sera, ogni parte della città. Persone che non possono neanche passeggiare in pace con le famiglie di sera. Capito. Ma forse è meglio, perché se vanno fuori di casa poi arrivano i marocchini e occupano la casa. Come hanno fatto con quel bed and breakfast che hanno occupato proprio qualche settimana fa e nessuno riesce a buttarli fuori. E adesso sono qui. E noi che abitiamo qui da 40 anni non siamo più padroni nemmeno di parcheggiare sotto casa, perché si sono impossessati anche dei parcheggi. Fanno lavori in strada, eccetera. Allora, questa è la lamentela di Tiziano, insomma non è la prima volta che ascoltiamo lamentele di questo tipo. Allora, grazie Tiziano, buona giornata, pur magari con toni particolarmente insomma accesi, però capiamo. No, però è una telefonata che a prescindere appunto dai toni manifesta un disagio che evidentemente profondo, che i cittadini, insomma, certo, va raccolto, va analizzato, va capito come affrontare quel tipo di disagio e fare in modo che non venga provato da nessuno. È evidente che la società è molto cambiata, lui parlava, noi che stiamo qua da 40 anni, diceva non so che età potesse avere, però noi che stiamo qua da 40 anni, come indicare un periodo comunque lungo. In quel periodo lungo è evidente che le nostre città sono cambiate e anche in Friuli Venezia Giulia le nostre città sono cambiate e c'è una sensazione di insicurezza molto maggiore rispetto a un tempo, sensazione di insicurezza su cui noi dobbiamo fare i conti. E cerchiamo di farlo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Lo deve fare il legislatore nazionale e lo sta facendo, ha parlato del tema delle occupazioni abusive e il legislatore nazionale è intervenuto con i decreti con l'ultimo decreto sicurezza proprio su questo particolare, esatto, sulle occupazioni abusive. Lo facciamo noi come Regione, intervenendo con i contributi che diamo a sostegno delle forze dell'ordine piuttosto che a sostegno dei privati cittadini per poter implementare i sistemi di videosorveglianza. Lo facciamo in diversi modi. Su una sola cosa ci tengo a fare una piccola riflessione, che è quella relativa al carcere. Ecco, e mi rendo conto che magari a chi ascolta, magari a chi la pensa esattamente come quel telespettatore potrà sembrare qualcosa di strano, però noi dobbiamo ricordarci sempre una cosa: chi va a finire in carcere è qualcuno che ha sbagliato, ha commesso dei reati ed è stato condannato. E l'obiettivo del carcere non è semplicemente punire, è anche fare in modo che quella persona, quando finirà la propria pena, possa uscire e non compiere mai più nessun reato, perché quello è l'obiettivo della sicurezza, ed è fare prevenzione. Vuol dire fare in modo che delle persone che erano abituate a sbagliare non sbaglino più, quindi non arrechino più danno a nessuno una volta usciti da galera. Cioè l'obiettivo dovrebbe essere: vai in galera per uscirne e non rientrare mai più, perché non hai più bisogno. Per fare questo servono delle cose, non basta semplicemente chiudere un cancello, bisogna insegnargli un lavoro se non lo sanno, bisogna insegnargli delle regole se non lo sanno, e questo lo puoi fare però soltanto in un ambiente vivibile, perché se gli insegni invece che la società ti ha dimenticato, abbandonato là dentro e non gliene frega niente di te, tanto da farti stare con 50 gradi notte in una cella a morire di caldo, evidentemente quell'obiettivo della reimmissione nella comunità, facendo in modo che tu
non delinqua mai più, forse non lo raggiungi, e su questo dobbiamo stare attenti. È vero, e quindi ben vengano insomma assolutamente i climatizzatori all'interno, fra l'altro una iniziativa della Fondazione Cere Trieste, che consente proprio queste attività educative di cui stava parlando l'assessore, per consentire poi magari un rientro appunto nella società, o comunque un non ripetersi della situazione che ha portato queste persone in carcere. Certo, no? il che non vuol dire che non c'è la parte della punizione. Certo, perché sei comunque un recluso libertà, in una casa circondariale. Questo non vuol dire che devi stare in un forno in 8 persone senza poter fare niente dalla mattina alla sera, nemmeno studiare o imparare un lavoro. È chiaro. Allora, buongiorno, chiedo un parere all'assessore alla sicurezza Roberti, ci scrive Pierpaolo, un omonimo. Se un soggetto pone attenzioni persecutorie verso un terzo, viene definito stalker con relativa denuncia e condanna penale. Ora ritengo che la massa di clandestini, per la maggior parte islamici, ponga in essere una sorta di stalkeraggio di massa, perpetrando comportamenti che modificano fortemente il modus vivendi della popolazione autoctona. Torna ancora qui all'immigrazione, che è fra le sue deleghe, no? Ben sapendo che le istituzioni preposte alla sicurezza e alla giustizia latitano, come agire in difesa della gente per bene, dice Piero, insomma, grazie dell'attenzione. Allora, rispetto al tema dell'insistenza che possono avere alcuni, io ricordo durante la mia esperienza in comune con il regolamento di polizia urbana eravamo intervenuti, ma in una piccola parte, perché il regolamento di polizia urbana sono le norme municipali la cui infrazione porta a una sanzione amministrativa, e sappiamo che la sanzione amministrativa la paghi se i soldi ce li hai, se i soldi non ce li hai non la paghi. Come Regione Friuli Venezia Giulia interveniamo politicamente, perché siamo andati a intervenire richiedendo al governo delle misure che poi sono state adottate, perché ricordo che le pattuglie miste sono partite perché le chiedeva la Regione Friuli Venezia Giulia, ricordo che la sospensione di Schengen le riammissioni informali sono partite perché le richiedeva la Regione Friuli Venezia Giulia, la sospensione di Schengen è avvenuta certamente in concomitanza con l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023, ma la Regione Friuli Venezia Giulia le richiedeva da tempo. Dopodiché c'è il governo nazionale. Purtroppo va constatato che, ma lo cita anche nella domanda, nella mail che ha letto poco tempo fa, molti dei provvedimenti che il governo ha messo in atto inerenti alle politiche sulle migrazioni sono stati poi cassati dall'autorità giudiziaria, o comunque indeboliti dall'autorità giudiziaria. Mi fa piacere il fatto che il governo a ogni cassazione, ad ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria sia reintervenuta per cercare di correggere il tiro e comunque applicare delle norme, e non a caso anche ieri è stato annunciato un nuovo tentativo sui centri per i rimpatri facilitati, prima di tutti quelli dell'Albania, ma non solo, perché i centri per i rientri facilitati valgono per tutti, quindi si tenterà di nuovo, però è una lotta veramente difficile per trovare la quadra tra tutte le componenti dello Stato e tra tutti i poteri dello Stato. È vero. Allora, torniamo all'assestamento, ma prima voglio fare vedere la vignetta di Marco Inglaro, ma perché come inno europeo ha voluto usare l'inno alla gioia, mi adesso vederia più adatto I will survive, scritto proprio così, molto, molto spiritosa. Grazie a Marco Inglaro, insomma sì, non ci starebbe male, insomma, no? Questo successo degli anni Però 70. i due disperati sono comunque al mare. Sono comunque al mare, siamo a Trieste. Perché comunque a Barcola, comunque. Esatto. Allora, ma perché non si respingono al mittente tutti coloro che delinquono e sono stranieri? Abbiamo già i nostri che bastano e avanzano, ci scrive Paolo. Ma questo è quello che dicevo poco fa. Purtroppo il governo cosa ha fatto? In questo momento ci sono i CPR, il più vicino a noi è quello di Gradisca. Al CPR vanno a finire quelli che appunto hanno commesso dei reati, sono stranieri, non hanno il permesso di soggiorno, non hanno i titoli per rimanere sul territorio nazionale, vengono chiusi là e nel periodo in cui stanno chiusi là si cerca di trovare il modo per portarli nel paese d'origine.
Perché si cerca di trovare il modo? Perché non tutti i paesi d'origine li accettano, ci servono degli accordi bilaterali, cioè tu fai un accordo con la Tunisia e lo Stato della Tunisia ti dice io accetto tot miei concittadini che hai in Italia al giorno e tu più di quelli non puoi portarglieli. Chiaro. Cosa succede? Lo Stato dice ok questi, però facciamo anche dei centri in cui per alcune nazionalità decidiamo che quelli sono paesi sicuri, le nazionalità di provenienza, in modo che quando arriva un cittadino di quella nazionalità lo chiudiamo in un centro tipo CPR, valutiamo subito se ha i requisiti, ma nel giro proprio di qualche giorno. Se nel giro di qualche giorno vediamo che ha i requisiti per stare nel territorio nazionale, lo facciamo uscire e gli diamo quello di cui ha bisogno. Se invece vediamo che non ha bisogno, visto che proviene da un paese sicuro, aereo e lo riportiamo indietro. Sono centri per il rimpatrio, no? Allora, sì, certo. Allora, il governo dice, faccio io la lista dei paesi che considero sicuri, perché tra l'altro già la faccio una lista di paesi sicuri, che è quella che pubblica ogni anno il Ministero degli Esteri, che magari uno se vuole andare in vacanza si va a controllare e dice quel posto è sicuro, quel posto è sicuro, quel posto mica tanto, devo stare attento, meglio di no. Quell'altro posto se ci vado devo avvisare l'ambasciata perché devo avvisare che sono là perché non si sa mai e se c'è bisogno mi aiutano. Quindi c'è già una sorta di lista. Cosa succede? Lo Stato italiano fa la prima lista dei paesi sicuri e ci mette dentro paesi, per esempio, come l'Egitto, paese turistico per l'Italia. Certo. Paese dove c'è Sharm el Sheikh, dove gli italiani vanno da sempre in vacanza. E i giudici dicono no, tu non puoi fare una lista a prescindere dei paesi sicuri perché il paese deve essere totalmente sicuro. E quindi siccome in Egitto c'è un pezzettino dove non è abbastanza sicuro o in Pakistan c'è un angolino dove c'è ancora mezza guerriglia, non puoi deciderlo tu. E adesso l'ultima novità è che deve deciderlo il giudice se il paese è sicuro. Ma questo è chiaro che rallenta tutto da una parte. E in secondo luogo, sostanzialmente, se il principio deve essere che tutto il paese deve essere sicuro al 100% per tutti gli aspetti, sostanzialmente non esiste più un paese sicuro al mondo. Nemmeno uno. No? Ma nemmeno gli Stati Uniti, negli Stati Uniti esiste la pena di morte e tu dovresti mandarli in un paese in cui c'è un livello di diritto pari al nostro. Noi non abbiamo la pena di morte, negli Stati Uniti sì, quindi non potrei rispedire uno statunitense negli Stati Uniti. Capite che è un controsenso. Questo però purtroppo è la battaglia che si sta facendo dal punto di vista politico per far passare alcuni concetti che i cittadini vogliono, e lo sentiamo dalle telefonate e dalle mail che leggiamo, che sono di buon senso, ma che purtroppo non stanno facendo breccia in tutti i poteri dello Stato. Allora, Stefano ci scrive: com'è possibile che una società gloriosa come l'Unione Sportiva Triestina venga lasciata in questo totale stato d'abbandono da parte delle istituzioni, dice Stefano. Non è questo, no, ma perché infatti le istituzioni sono insieme ai tifosi. Assolutamente, capire, e le istituzioni sono d'aiuto per trovare una soluzione, ma non sono la soluzione e non possono essere la soluzione, perché non si può, perché tecnicamente non si può, perché è vietato. Io capisco anche la foga di chi e la passione di chi scrive una mail del genere, perché evidentemente ci tiene alla propria città e alla maglia della squadra che rappresenta la città, però è impensabile. Noi abbiamo fatto tanto e facciamo tanto, pensiamo alle risorse che abbiamo messo per il centro sportivo, per la Triestina, certo, ma prima avevamo fatto un'operazione analoga su Trieste qualche anno fa, in epoca Biasin, con il campo del Ferrini. Insomma, gli interventi sono... Pensiamo al fatto che la Triestina ha giocato con uno sponsor, uno main sponsor sulla maglia, che è la regione Friuli Venezia Giulia. Però quello possiamo fare, non possiamo sostituirci alla proprietà perché non siamo un privato, siamo un ente pubblico. È chiaro, quindi insomma staremo a vedere se poi oggi ci sarà questo quarto tentativo, se andrà a buon fine, insomma, di raduno, e seguiremo naturalmente con i nostri servizi la vicenda. Tolta la giacchetta istituzionale, l'unica cosa che mi sento di dire, e so che è un appello che magari rischia di cadere nel vuoto, però di ricordarsi tutti
di restare almeno ad un livello di decenza nel trattare le cose, visto che ci sono delle persone che sono attaccate a quella maglia, a quella squadra, un minimo di decenza anche quando si fanno le affermazioni, certe affermazioni, e quando ci si muove anche comunicando con la stampa. Benissimo, anche questo insomma è importante, assolutamente. Allora, buongiorno da Claudio Visentin, buongiorno alla dottoressa Laura, l'amico assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti, complimenti a Tele4 che abbiamo noi qui a Trieste. Desidero ringraziare con questa telefonata, desidero iniziarla come c'è oggi una mia segnalazione sul piccolo, ricordando il suo collega, mio collega, il compianto direttore Omar Monestier, lo ricordiamo, persona speciale, ha ragione Claudio, che in un convegno ho avuto il piacere di conoscere. Gli ho detto: lei è una persona pubblica, la conosco, se le dico io sono Claudio, e lui di botto, Visentin, mi conosceva per le mie segnalazioni. Grande direttore che aveva vieppiù unito il Friuli Venezia Giulia, ognuno con le sue peculiarità in questa bellissima regione. A proposito di segnalazioni, caro assessore, le faccio da questa benemerita rubrica, ed è questa: come giustamente la regione ha stanziato i finanziamenti per la riqualificazione dello stadio Zaccaria Muggia, magari con la finanziaria di dicembre si ricordi anche del campo comunale Maurizio Visentin del Campanelle, che ha bisogno di una di spogliatori muratura, credo, uffici, un posto ristoro, una tribuna per i tifosi. Per il metal detector arriverà sicuramente la telefonata da Franco Lega da Udine Nord. Chiudo, nonostante sia stato lungo, porti i miei saluti insomma alla famiglia, anche a signora Loredana e tutti, insomma, quindi un saluto. Quindi no, intanto lo stadio, lo Zaccaria, era stato finanziato un paio d'anni fa, già finanziato, e stanno già partendo i lavori. Questa volta invece per Muggia sempre c'è lo stadio corrente, che è lo stadio di Aquilinea, e come questi ne stiamo finanziando tanti altri. In questa legge di finanziaria, in questo assestamento, c'è stata la priorità su un altro campo, nell'investimento su un altro campo, che è quello del San Luigi, perché San Luigi, ricordiamo, è fortunatamente, abbiamo parlato delle sventure di una squadra, della principale squadra di Trieste, ma il San Luigi invece è una realtà che ha fatto invece il salto di categoria, passando dall'eccellenza alla Serie D, quindi auguri a loro e complimenti a loro, ma avevano necessità di adeguare il campo, quindi è stato fatto un finanziamento per il campo del San Luigi, e ovviamente di occasioni per finanziare anche altre strutture sportive, oltre a tutto quello che già finanziamo, ce ne saranno sicuramente, perché crediamo tantissimo nell'impiantistica sportiva, nell'importanza dello sport per i nostri ragazzi, e hanno bisogno di strutture. E su questo mi rilaccio, se mi permette veramente 30 secondi, sul tema della sicurezza. La sicurezza, sì. Perché non è scontato, anzi, noi stiamo vivendo un periodo in cui la parola disagio giovanile si sente sempre più spesso, che molto spesso diventa in termini giornalistici la baby gang, la rissa tra le bande, eccetera. Lo sport è una soluzione per questo. Chi pratica sport ha quel tempo occupato e non lo passa in mezzo a una strada, ma chi pratica sport impara dei valori, chi pratica sport sfoga anche la rabbia del momento, dell'età, della frustrazione che può avere in un'attività sportiva sana. Quindi scarica anche lo stress in un'attività sportiva sana e fa bene dal punto di vista della salute. E su questo noi ci teniamo molto, vogliamo puntare sempre di più e stiamo puntando tantissimo sullo sport, tant'è che la regione Friuli Venezia Giulia, lo dico sempre, è la regione dove sul tema dello sport e dell'impiantistica sportiva si spende di più in assoluto. È vero. Quindi su questo, insomma, quali sono stati gli altri punti qualificanti di questo assestamento di bilancio? Approfitto per chiederglielo, prendo la palla al balzo, per quanto riguarda il comparto, i vari comparti in realtà, no? che riguardano il suo assessorato. Ce ne sono tantissimi, anche perché ricordiamo che questa è stata una manovra da 1.200 milioni di euro, quindi non da poco, interventi tanti. Per quanto riguarda la mia parte,
il mio assessorato gestisce quelle che chiamiamo concertazioni, cioè un metodo tra cui rientrano i finanziamenti che citavo prima, per esempio allo stadio corrente di Muggia. La concertazione è un metodo, cioè noi affrontiamo e ci confrontiamo con i sindaci del territorio per capire quelle che sono le necessità di infrastrutture, di impianti sportivi, di adeguamento normativo delle scuole, di viabilità, di qualsiasi opera pubblica. Ci confrontiamo con i sindaci, parliamo, cerchiamo di capire l'importanza di un determinato intervento e poi decidiamo se finanziarlo o no. In questa legge di assestamento abbiamo finanziato opere per 210 milioni di euro. 210 milioni di euro. Quindi stiamo parlando, non dico del PNRR, ma quasi, molto vicini a un PNRR, solo che noi lo ripetiamo, il PNRR avviene una volta nella storia, noi lo ripetiamo sostanzialmente ogni anno ad ogni legge finanziaria e stiamo mettendo sul campo tantissime risorse importanti che servono alla nostra comunità. Per esempio noi abbiamo un tema a Trieste, tornando al tema dell'impiantistica sportiva, sulle palestre. Sulle palestre. C'è una costante carenza di palestre, costante. E quelle che ci sono ormai sono totalmente inadeguate, inadatte, perché anche le normative sono cambiate, non soltanto le normative dal punto di vista della sicurezza, ma anche per l'omologazione da parte delle federazioni sono totalmente cambiate nel corso degli anni. Quindi quella che andava benissimo 30 anni fa come palestra oggi è sostanzialmente inutilizzabile, perché se non ha almeno la tribuna, perché se non ha almeno tot spogliatoi non può essere utilizzata. Allora, a fronte di una cosa del genere, noi abbiamo avuto la possibilità, in questo assestamento, di finanziare, per esempio, una palestra, la costruzione di una nuova palestra, che è di proprietà del Comune di Trieste, ma è in Comune di Sgonico, e l'obiettivo è quello di servire non soltanto tutto l'altipiano, ma anche le tante realtà sportive che dalla città si muovono verso il Carso, perché trovano uno sbocco sul Carso, perché non ci sono altri spazi. Abbiamo messo 3 milioni e mezzo di euro sull'impianto sportivo Ervatti di Prosecco, in Comune di Sgonico. Con quei 3 milioni e mezzo verrà costruita una nuova palestra in uno spazio che è di proprietà del Comune di Trieste, che darà la possibilità di avere anche di poter rispondere a tutte le normative delle federazioni, quindi si potranno giocare anche partite ufficiali di livello, e questo darà una risposta importante. E interventi come questi ce ne sono nei 210 milioni, questo ne ho citato uno che è impattante, darà un risultato, una risposta importante per il territorio, ma è uno da 3 milioni e mezzo su 210 milioni. Su tutta la regione abbiamo fatto operazioni così tantissime. Allora, vedo pronto, credo, un collegamento dalla piazza Perugino, credo di conoscere insomma quel luogo, e vedo il nostro Gianluca Paladin con sullo sfondo anche una pattuglia dei carabinieri, quindi si torna a parlare di una delle piazze, cosiddette piazze calde, no? Qui a Trieste, la piazza Perugino. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci con Gianluca Paladin. Buongiorno Gianluca, a te la linea. Sì, ciao Laura, buongiorno anche all'assessore Roberti. Allora, la cosa positiva da quando è stata promulgata l'ordinanza sindacale che prevede la chiusura dei locali a mezzanotte, il divieto di girare con bottiglie di vetro, con lattine, quindi oggetti potenzialmente pericolosi già dalle 22 di sera, e tutto questo sarà valido fino al 30 settembre, la cosa positiva è che effettivamente nelle piazze triestine la situazione si è leggermente calmata, cioè per esempio i residenti di Piazza del Perugino, zona simbolo per cui abbiamo scelto di essere qui, dormono la notte, ecco, sicuramente più di prima, vi ricorderete tutti gli episodi che abbiamo raccontato. Tra l'altro, Laura, vi ho girato anche un video però di un intervento dei carabinieri proprio questa notte, proprio in Piazza del Perugino, perché gli stessi residenti che
insomma sono molto solerti nel segnalare tutto quello che succede, come è giusto che sia, quindi attivando anche le forze dell'ordine, lamentano degli assembramenti di gente che beve, si ubriaca e fa confusione, e insomma con qualche locale che evidentemente continua, immagino, a servire bevande anche oltre la mezzanotte, perché i video che riceviamo si riferiscono in piena notte. Insomma, questa è un po' la situazione che stiamo raccontando da mesi, anni forse ormai, ma in realtà con l'aggravante che siamo con l'ordinanza sindacale che prevede appunto di rispettare determinate regole. Ovviamente abbiamo materiale video a suffragare tutto quello che stiamo dicendo, e sentiremo anche gli aggiornamenti per capire cosa effettivamente con precisione è successo questa notte. Sta di fatto che dopo un po' di giorni di calma i cittadini tornano a lamentarsi di situazioni un po' come succedeva fino a qualche settimana fa, di assembramenti di gente, giovani, meno giovani, che continuano a fare confusione proprio qui a ridosso della piazza. C'è anche il tema di Piazza Garibaldi, ovviamente non Piazza Perugino. Recenti cronache hanno raccontato di episodi violenti, tra cui liti e risse, però insomma sì, qua vicino, rientra sempre nella zona dell'ordinanza sindacale, con il perimetro delle vie attorno che ovviamente sono comprese in questo contesto. Quindi insomma solletico anche l'intervento, se vuole, dell'assessore Roberti, perché da un lato è vero che le cose erano leggermente migliorate, dall'altro lato è vero che però continuano a esserci episodi del genere. Ripetiamo, abbiamo immagini video che testimoniano di ogni giorno, ogni notte quasi, continuano a intervenire le forze dell'ordine proprio qui in piazza del Perugino. Vi restituisco la linea. Grazie Gianluca. Mi ha solleticato. Allora, ha solleticato l'assessore. Allora, cosa dice di questo fenomeno? Insomma, è una delle piazze, no? Lo diceva anche Gianluca Paladin, tra cui ci sono una delle piazze ben conosciuta. Ben conosciuta, no? Noi abbiamo chiuso qualche mese fa, a marzo, abbiamo chiuso la sperimentazione delle zone rosse che insistevano esattamente in quelle zone. È vero. E noi avevamo la zona rossa, quella era la zona rossa, perché sapevamo benissimo che quella era una zona sensibile in cui si verificavano determinati fatti e che andava adeguatamente controllata. Durante il periodo della zona rossa la situazione era notevolmente migliorata. È stata presa una decisione che è stata quella di interrompere, ma anche perché la zona rossa è un provvedimento emergenziale che non può durare all'infinito, quindi si era interrotta. Adesso evidentemente c'è stata la volontà di ripristinare dei controlli in un altro modo. Ha funzionato per i primi giorni, comincia a non funzionare? Non c'è nessun problema, già nei prossimi giorni ne riparleremo di nuovo con le forze dell'ordine, con il prefetto, per fare il punto e capire se magari possono esserci ulteriori provvedimenti che possiamo mettere in campo per risolvere il problema, o perlomeno per attenuare il problema, perché è evidente che ci sono alcune zone che sono diventate punto di riferimento per un determinato tipo di clientela, e se sono diventate punto di riferimento bisogna capire perché lo sono diventate. Chiaro. Per quale motivo si va proprio là per bere, ubriacarsi e poi per fare di tutto e a far confusione, far di tutto di più e fino a compiere atti violenti? C'è un problema con i pubblici esercizi? Perché bisogna capire se il problema è quello. Se i pubblici esercizi stanno rispettando l'ordinanza in questo momento oppure no, perché se non la rispettano l'ordinanza prevede anche delle sanzioni per chi non rispetta quella determinata ordinanza, e le sanzioni devono essere applicate in modo severo, ma possiamo anche noi pensare e immaginare provvedimenti nuovi che sono sicuro che già nei prossimi giorni avremo modo di discutere. Chiaro, allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia dell'assessore Roberti. A fra poco.
Bentornati in diretta, ancora in compagnia dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Allora, sempre in sua compagnia abbiamo sentito il nostro Gianluca Paladin da una delle piazze calde di Trieste, sempre sul tema proprio sicurezza. Fra l'altro prima parlava anche di tutti i contributi che la regione dà alle forze dell'ordine per incrementare la sicurezza, no? Che sono stati confermati anche in questo assestamento. Non solo alle forze dell'ordine. Prima parlavo di attività commerciali. Vero. Ci sono attività commerciali, la stragrande maggioranza, la praticamente totalità, sane, che hanno voglia di una clientela che non faccia confusione, che si diverta, che sappia divertirsi, ma entro i limiti, che non crei episodi di insicurezza e di violenza, e una piccolissima minoranza che evidentemente non ha questa stessa volontà e queste stesse priorità. Noi abbiamo voluto dare un contributo importante tramite le Camere di Commercio, che hanno aperto dei bandi per i pubblici esercizi e per le attività economiche in genere. Per le attività economiche in genere, quindi compresi i pubblici esercizi, per l'installazione di impianti di videosorveglianza. Per invece i pubblici esercizi, solo i pubblici esercizi, un contributo per dotarsi della vigilanza privata. Quindi io pubblico esercizio, io bar, che sto aperto fino a tardi, voglio avere gente, ma voglio avere gente che non viene a creare problemi e che non crea problemi al vicinato e alla città, mi doto lavorare, no? A spese totali della regione, perché è un contributo a copertura totale 100%. Da parte della regione, di un addetto alla vigilanza privata, una guardia giurata che sta là, vigila, riesce a capire in anticipo quelle che sono le situazioni che potrebbero venirsi a creare, nel caso chiama le forze dell'ordine per avere un ausilio e sta là e controlla, a totale rimborso da parte dell'amministrazione regionale. È chiaro che una idea che avevo avanzato era anche quella di abbinare l'ordinanza all'obbligo di avere in dotazione la vigilanza privata, anche per capire esattamente chi la vuole e chi no, perché magari appunto c'è quella piccola minoranza di esercenti che non si fanno tutti questi problemi se sulla clientela sana o no, basta che vengano e comprino da bere, magari per ubriacarsi ogni sera e poi far casino fuori dal locale, e quindi non vogliono avere il controllo magari di una guardia giurata, anche se pagata totalmente dalla regione, ma così lo vediamo. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sempre me. Andiamo di nuovo al suo ospite. No, l'altro giorno ho fatto un giro a, come si chiama, Capodistria, no? Bellissimo. Capodistria? Qua in via Pitacos è pieno di cacche dei cani, pieno di scovacci, giro gli occhi, c'è le scovacce per tutto, busi per le strade. Sono pure a Capodistria, mi pareva adesso, ma neanche in America, meglio. Insomma, è tutto curato, la strada è bella, non c'è una carta sui prati. Ed è pieno di turisti. Come è possibile che noi non riusciamo a fare una roba del genere? Ma dove siamo finiti? Questo mi chiedo. Cioè, qua una volta erano eccellenza, adesso siamo scovazzoni. È la verità. Questa non è vero. E allora di farsi un giro un attimo. Polizia trova. Va bene, grazie. Buona giornata, grazie della telefonata. Allora dice che insomma il degrado poi non aiuta, no? Anche no, certo, il degrado ovviamente non aiuta. Se ci sono le deiezioni dei cani per terra è perché qualcuno non le raccoglie, esatto, nonostante gli obblighi che ci sono, quindi bisognerebbe prima di tutto pensare a noi stessi. Se ci sono le carte buttate per terra è prima di tutto perché qualcuno le ha buttate e non le ha messe in un cestino, e anche qua dovremo pensare all'educazione delle persone. Dopodiché c'è un servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti. Si può sempre fare meglio, sempre si potrà fare meglio in ogni caso. Dopodiché pensare che Trieste sia una città sporca, degradata, eccetera, anche no. Mi sento di dire di no perché non è così, ma come non è così in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, devo dire la verità, bisognerebbe forse farsi un giro, ma non serve andare molto lontano, fuori dai confini del Friuli Venezia Giulia, per vedere cosa vuol dire non avere una città pulita e ordinata. È chiaro che se faccio il paragone con Capodistria,
È un paragone impietoso, ma per un semplice motivo che Capodistria non è Trieste, non è una città da 200.000 abitanti, con flussi turistici importanti che insistono, con tutta una serie di caratteristiche che Capodistria ovviamente non ha. Capodistria la puoi paragonare con Muggia, non la puoi paragonare con Trieste, ovviamente. Sarebbe come dire che paragono, che ne so, Sgonico con Roma. No, non funziona così, non può funzionare così. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno. Allora confrontiamo Capodistria con Monfalcone e vediamo un po' cosa succede. Allora, qua nel territorio libero di Trieste non vengono applicate le leggi italiane. Siccome un politico ha detto che i politici hanno l'obbligo di rispondere alle domande degli elettori, chiedo solamente una cosa, è sempre quella, è sempre glissate la domanda. Leggetemi il trattato di pace che è legge della Repubblica Italiana. Va bene. Questo è il suggerimento che ci dà ogni mattina il signor Fulvio. No? Faccio il paragone con Monfalcone, su tutto il resto no, perché ormai abbiamo basta. Parlato, diciamo. Ne abbiamo abbondantemente parlato, ne hanno abbondantemente parlato e vabbè. Sì, Monfalcone è pulitissima. Sì. Monfalcone è pulitissima, è una città tenuta in ordine, è pulita, ma esattamente come lo è Trieste, pur con delle difficoltà, perché è chiaro, se uno fa un giro in Piazza Unità, dopo che appunto in Piazza Unità, la piazza centrale di una città di 200.000 abitanti, magari in quel giorno sono appena sbarcati i turisti da 2 navi, quindi sono 10.000 persone che sono appena sbarcate esattamente davanti a Piazza Unità, e in più c'è il concerto e l'iniziativa e Trieste estate in Piazza Verdi. È chiaro che può esserci qualche carta in più per terra, che viene raccolta puntualmente e la mattina dopo non la trovi più. Però questo vuol dire, è semplicemente segno di una città viva, una città magari dove qualcuno dovrebbe stare più attento a non buttare la carta per terra, ma è segno di una città viva. Questo sì, però almeno appunto è viva anche grazie al turismo, e oggi c'è tutta un'analisi sul turismo in regione, no? Sul Piccolo, nelle prime pagine del Piccolo, dice il giornale: bene gli eventi, il mare rallenta, probabilmente anche per il meteo incerto di questo luglio. Il mare rallenta e ci mancherebbe altro, ha piovuto tanto anche, magari uno non ha così tanta voglia di andare al mare. Infatti è vero, di fuga al mare, ma però compensato i flussi turistici a parte le città e Trieste, basta, non serve guardare i dati, basta uscire dagli studi di Tele4, farsi un giro per città e vedere che continua a esserci la fila di macchine straniere per entrare nel posteggio di Parc San Giusto, continuano a esserci le toccate delle navi, ieri ce n'erano 2 contemporaneamente di nuovo ormeggiate. Continuano i flussi, continua il sold out totale per quanto riguarda gli alberghi, compensati dalla montagna, ma compensati anche, e questa è una bella notizia, dall'Isontino, in particolare dal Collio, dove c'è una forte crescita turistica, oltre che Gorizia, anche sul resto dell'Isontino, in particolare sul Collio Goriziano. Quindi vuol dire che anche gli investimenti fatti su Gorizia, capitale europea della cultura, stanno dando dei frutti importanti. È vero. Allora, c'è Alessandro che è arrabbiato, dice non è d'accordo con le zone rosse, dice a sicurezza siamo messi veramente male. Un esempio, le assurde zone rosse, le faccio un paio di esempi a cui ho assistito. Ore 15 arrivo in piazza Perugino, mi trovo la piazza circondata da polizia carabinieri e in piazza solo bambini. Poi penso che mi sembra un'ora in cui non ci sarebbe bisogno di tale dispiegamento e mi dico magari se restano fissi potrebbe essere un bel segnale. Ritorno alle 18 e tutte le forze dell'ordine non c'erano più. Secondo, arrivo in piazza Garibaldi, trovo lo stesso dispiegamento, stavolta erano le 17:18, peccato che arrivato in piazza Perugino mi sono trovato davanti una bella rissa e nessun poliziotto. Terzo, passo il largo Barriera, una mattina mi trovo davanti un altro dispiegamento di forze dell'ordine che però al pomeriggio non c'era più. Insomma, dice, ritiene ridicola questa gestione delle zone rosse, molto arrabbiato, signor Alessandro. Io provo a spiegarla, non voglio convincerlo, ma provo a spiegarla. Le zone rosse sono un provvedimento emergenziale che individua alcune aree, non creato ovviamente per Trieste, per il Friuli Venezia Giulia, è un provvedimento nazionale, è uno strumento nazionale
non immaginato per il contesto del Friuli Venezia Giulia e per il contesto di Trieste. Quindi prendiamo uno strumento che è stato fatto per altre zone d'Italia e lo usiamo a Trieste. Questo vuol dire che non risponde al 100% a quelle che sono le nostre esigenze, e questo mi pare evidente. Dopodiché ci sono anche però dei lati positivi. Innanzitutto ho un presidio in una piazza che è sensibile, ma soprattutto quando applichi la zona rossa, le forze di polizia che metti in quella zona rossa non sono forze di polizia che sono già presenti sul territorio, ma arrivano da fuori regione. In particolare questi erano aggregati da reparto mobile, probabilmente Padova e altri reparti mobili. Questo cosa vuol dire? Che tu hai un presidio di forza dell'ordine in una piazza che non era presidiata prima, quindi adesso ce l'hai presidiata, ma senza togliere un agente di polizia dal controllo di tutto il resto del territorio. Quindi vuol dire che hai più forze dell'ordine presenti, un presidio statico, fisso in una zona sensibile, e più possibilità di andare a controllare magari un'altra zona della città che su cui altrimenti non saresti andato perché saresti dovuto rimanere là. Altri tipi di problemi, no? Perché poi abbiamo assistito anche ultimamente al crescere di furti in casa, quindi anche per questo. Perché non c'è solo la rissa in mezzo alla piazza, infatti, ci sono tante altre cose da affrontare. Quindi questi sono elementi sicuramente positivi. Dopodiché, ripeto, è uno strumento ideato per altre zone d'Italia, adattato al Friuli Venezia Giulia e a Trieste, però i suoi frutti secondo me li ha dati. Allora, c'è Egon, dice: ma perché vi lamentate se siamo noi che prendiamo stranieri minorenni che delinquono e li manteniamo a costo di 27.000 euro all'anno e possono fare ciò che vogliono, difesi dagli avvocati, giudici e politici? Insomma, anche lui è abbastanza arrabbiato con questo tipo di sui minori stranieri non gestione. accompagnati siamo intervenuti duramente, anche andando al limite delle nostre competenze, su cui sappiamo sono poche in materia di immigrazione, se non nulle in materia di immigrazione. Siamo intervenuti duramente e siamo riusciti a bloccare intanto l'apertura di ogni possibile centro per minori stranieri non accompagnati, ulteriori a quelli che ce ne sono. E adesso stiamo cercando di capire come chiudere qualcuno di quelli già aperti, perché è inaccettabile quello che sta succedendo. Le norme a livello internazionale tutelano all'eccesso il minore, che diventa sostanzialmente intoccabile, qualsiasi cosa faccia diventa intoccabile, e questo atteggiamento non può ricadere sulla vita dei nostri cittadini. È chiaro, perché queste comunità creano problemi, creano troppi problemi, costano tanti soldi. Spesso i ragazzi non vengono seguiti in modo adeguato, mettiamola così, perché se un minore straniero non accompagnato ospita in una struttura, lo trovi alle 4 di mattina a delinquere in mezzo alla strada, evidentemente è un minore che non viene seguito in modo adeguato. E quindi adesso stiamo cercando di capire come fare ulteriori passi per poter anche andare a ridurre il numero delle strutture aperte, oltre a quello che già stiamo facendo, perché già abbiamo una forte riduzione. 840 posti disponibili, in questo momento siamo a 700 in tutto il Friuli Venezia Giulia, non a Trieste, in tutto il Friuli Venezia Giulia. Quindi abbiamo già calato di 140 unità i numeri, ma adesso vogliamo proprio fare in modo che non tornino mai più a salire. Quindi anche per disincentivare, insomma, il richiamo ecco, di gente che tra l'altro non vuole stare in Friuli Venezia Giulia, no? Infatti, e anche da altre regioni, che ce li mandano. Mandano facendo anche una selezione, insomma, poco simpatica, l'avete detto più volte, sì. No? Insomma. È quello che è successo con Milano, che ha occupato tanti posti con minori stranieri ucraini e in cambio ha mandato via da Milano tanti minori stranieri egiziani che sono finiti in Friuli Venezia Giulia. Gli egiziani, come potete ben immaginare, non arrivano dalla rotta balcanica. Ma perché sempre in questa mail il signore si lamentava anche per chi ci guadagna sopra, dice per loro sono come galline dalle uova d'oro, vedi il mondo di mezzo, insomma se ne parla. Ma quello che dicevo prima, è possibile che un minore straniero non accompagnato, che deve essere in teoria seguito 24 ore su 24 dagli educatori professionali in strutture adatte, adeguate, eccetera, si trovi alle 4 del mattino a delinquere in giro per la città? Se succede vuol dire che non viene seguito in modo adeguato. Se mi trovo
il figlio di un triestino che va in giro a delinquere in piena notte, la prima roba che penso è: ma che genitori ha, come gli permettono di uscire alle 4 di mattina a far casino in mezzo alla città? In questo caso se succede tutori... in una struttura per minori stranieri non accompagnati, avrò il diritto di pensare allo stesso modo? Ma che struttura è che permette a un ragazzo di uscire a quell'ora a delinquere? Solo che quella struttura la paghiamo con soldi pubblici. E quindi pretendiamo che vengano mantenute determinate regole. Almeno determinate regole, insomma, poi per garantire la sicurezza di tutti. Allora, Assessore, abbiamo ancora il tempo forse anche di parlare, di tornare sulla riforma delle province, no? A che punto siamo? Adesso prima della pausa estiva, poi riprenderete, immagino, a settembre. No? Sì, noi dobbiamo aspettare quei famosi 3 mesi che separano una lettura alla Camera e al Senato dalla seconda lettura a Camera e Senato, quindi per forza di cose non c'entra la pausa estiva, anche volessero, perché è in Parlamento, la Camera e il Senato, calendarizzarla oggi non si potrebbe ancora, bisogna aspettare ancora un po'. In autunno speriamo di poter vedere i 2 passaggi tra Camera e Senato, per il prossimo anno poter legiferare come Regione Friuli Venezia Giulia e fare quella trasformazione per trovarci con quegli enti elettivi che avranno delle competenze che già hanno gli EDR, gli enti di decentramento regionali, più ulteriori su cui stiamo lavorando, e si troveranno già tanto lavoro da fare, perché gli EDR sono partiti con l'edilizia scolastica e tra cui ci sono delle scommesse importanti da portare a termine. Penso prima di tutto a quella del polo del campus di Via Rossetti. Dove c'è una scommessa importantissima, non soltanto per quanto riguarda il mondo scuola, ma per la città in generale, perché andiamo a recuperare un'area importante da 12 ettari nel cuore della città, in mezzo ad un rione, chiusa da troppi anni, da quasi 20 anni, e l'andiamo a rigenerare completamente. Diventerà un'area di nuovo fruibile per la cittadinanza, che sarà un polo per le scuole superiori, ma anche per l'università. Si è parlato anche di campus, no? Proprio è un campus vero e proprio. C'è anche lo studentato universitario, quindi sarà un polmone vissuto 365 giorni l'anno, con spazi aperti alla cittadinanza sempre, in strutture adeguate, con servizi per gli studenti adeguati, con delle aree anche sportive adeguate. Anche qui ci mettiamo dentro la parte sport, torniamo sulla parte impiantistica sportiva, tanto al chiuso quanto all'aperto, con una risposta anche di posteggi per il rione. Insomma, ci sarà un po' di tutto, e anche su questo c'è stato un intervento nell'ultimo assestamento dove abbiamo inserito delle risorse per il partenariato pubblico-privato, quindi per fare in modo che su determinate opere entri anche il privato a metterci del suo e a tenersi la gestione poi di tutto quello che dovrà essere fatto, sgravando quindi il pubblico. Ci abbiamo messo delle risorse importanti, anche adesso ulteriori 6 milioni di euro in assestamento, per vedere rilanciato questo polmone. Adesso siamo ancora alla fase autorizzative, in particolare aspettiamo dalla sovrintendenza di capire quali sono gli edifici che potranno essere abbattuti e quelli che devono essere per forza di cose lasciati in piedi. Mantenuti. Ed è anche una nostra volontà, ovviamente, lasciare tanti di quegli edifici in piedi, ma alcuni sono molto belli, i principali, alcuni più piccolini sono stati costruiti anche fino agli anni 90, e quindi sicuramente, e magari sono magazzini, capannoni, eccetera, quindi stiamo aspettando l'autorizzazione per demolirli, dopodiché siamo pronti per partire, perché già tante risorse sono stanziate. Ci sarà tutta una riqualificazione dell'intera zona, perché dopo anni... Ecco, l'obiettivo ovviamente è cominciare noi la riqualificazione, ma subito dopo l'obiettivo è fare in modo che quella riqualificazione venga continuata e proseguita dalla provincia che ha la piena titolarità. Perché proprio, insomma, la dimensione del lavoro adatta all'ente. È provinciale, in quella struttura che è a Trieste, nel cuore di Trieste, ma in realtà ci andranno gli studenti di Muggia, di Sgonicco, di San Dorligo, di Duino Aurisina, ma anche di Monfalcone, perché sarà un polo anche d'attrazione importante per i servizi che potrà offrire. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Renato. Renato, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i tretini e al suo ospite. Volevo collegarmi all'inizio dell'intervista al suo ospite che parlava di campi di calcio, giustamente, di soldi che vengono spesi per Zaccaria, per
per il campo di Ponchiana, che ad esempio è una cattedrale nel deserto, sono stati spesi quasi 2 milioni per il calcio, no? E c'è uno sport, parlando anche di sicurezza, assolutamente bistrattato dal comune. Varie volte sono andato a chiedere per riuscire a fare qualcosa. Noi a Trieste abbiamo una zona naturale che è Campo Cari e il Globoi vicino, di 70-100.000 euro. La sentiamo male, Renato. Sta andando a scatti. Scusi, la linea è 70-100.000 euro sì? potrebbe fare No, non riusciamo a sentirla. Non so da cosa dipende, se dalla nostra linea o se ha un telefono col viva voce, forse. Non mi sentite? Adesso sì, però mentre parlava la voce andava e veniva. Ok, chiedo scusa. Allora volevo al suo gradito ospite chiedere se i soldi si vengono spesi giustamente per lo sport, per i nostri ragazzi, per i campi di calcio, per palazzetti, per la sicurezza loro. Abbiamo a Trieste il Campo Cari, con una spesa di 70, 80, 100.000 euro si potrebbe fare un bypass dove i nostri ragazzi finalmente potrebbero andare in bicicletta, perché la bicicletta è uno sport. Ciclismo, certo. A Trieste assolutamente bistrattata, dove chiunque voglia fare bicicletta deve farlo comunque con i pedoni, deve farlo con tipo sulla ciclabile che è promiscua. Allora in sicurezza e porterebbe anche turismo. Io varie volte sono stato a parlare anche con DPA, con gli assessori, il loro interesse è zero, ripeto, 70, 80, 100.000 euro ti farebbe una cosa stupenda. Fra l'altro è messo in una posizione vicino all'autostrada, a 5 minuti dal centro città, porterebbe anche turismo. Eppure non c'è da questo lato il nulla, si parla solo di calcio, giustamente, ripeto, di calcio, ciò che è calcio portavoti, assolutamente. Però ci potrebbe essere un interesse verso questo bike park al Globoinero, al Campo Cari, qualcuno del comune si potrebbe interessare a un qualcosa per i nostri ragazzi. Anche questa disciplina sportiva. Grazie Renato del suggerimento. Solo una cosa, innanzitutto, velocissimo perché vedo che abbiamo sforato. Intanto non è vero che finanziamo solo il calcio, abbiamo finanziato strutture per tutti gli sport, certo. Compreso il ciclismo. C'è anche il ciclismo. E noi abbiamo finanziato su una richiesta, non adesso nell'ultimo assestamento, ma delle strutture per un'altra società che fa ciclismo. E adesso ho seguito per un periodo, adesso non mi ricordo com'è andata perché c'erano dei problemi anche dal punto di vista autorizzativo per fare i lavori che noi però avevamo finanziato e che il comune ci aveva richiesto, quindi evidentemente la volontà c'è da parte di tutti, poi magari non tutte le cose riescono ad andare in porto e vedremo di capire, mi farò promotore con il comune per capire se una richiesta di questo tipo può essere portata avanti o se ci sono altre difficoltà, ma non è vero che finanziamo solo il calcio, sarebbe ingiusto dirlo perché non è così, cioè i dati lo dimostrano, abbiamo finanziato di tutto e di più, tant'è che sono partito da stadio corrente 500.000 euro per fare il manto, palestra che serve per il basket e la pallavolo, ma anche altri sport al chiuso, all'Ervatti 3,5 milioni. Questa è la proporzione. È proprio, infatti, la proporzione su cui abbiamo discusso. Allora, grazie all'assessore Pierpaolo Roberti per essere stato con noi e lo invito a tornare a trovarci presto, magari subito dopo le ferie estive. Ma sarà fatto. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Buone vacanze se vai in vacanza e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ovviamente è periodo di vacanze, anch'io auguro le buone vacanze, ma fatele anche in Friuli, Venezia e Giulia. A questo punto approfitto per fare un po' di promozione del territorio. Facciamo un po' di promozione del territorio che è bellissimo e al quale non manca davvero nulla. Grazie all'assessore e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, 9:07 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Lorenzo Giachin, capogruppo in 7ª circoscrizione del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivato qui alla nostra trasmissione. Allora, c'è subito una telefonata, non so se era per l'assessore regionale o per fare una segnalazione direttamente al nostro ospite, che è appunto esponente della 7ª circoscrizione. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chi è in linea con noi?
No, è caduta la linea, non lo sapremo mai forse. Invitiamo il nostro telespettatore o telespettatrice a richiamarci eventualmente. Allora, in settima circoscrizione si parla anche qui di sicurezza, come abbiamo fatto con l'assessore appunto regionale alla sicurezza poco fa, Pierpaolo Roberti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza nei comprensori ATER, no, che sono molto presenti nella circoscrizione. Quali sono le problematiche che sono emerse più di recente? I comprensori ATER sono ovviamente un tema centrale, anche perché in settima circoscrizione c'è una presenza abbastanza rilevante di comprensori ATER, quindi di abitazioni ATER, un po' su tutto il territorio della settima circoscrizione. Recentemente ci sono stati grossi problemi, in realtà un po' ovunque, in tutti i comprensori, a partire ovviamente da quello di Valmaura, dove ci sono state notevoli lamentele da parte dei cittadini per la carenza di sicurezza all'interno del comprensorio. Non ultimo c'è stata anche proprio un'aggressione all'interno di un'abitazione, quindi con l'effrazione da parte di malviventi. Cittadini che lamentano ovviamente la carenza di controlli sia da parte delle forze dell'ordine sia anche diciamo di tutte quelle strutture che potrebbero aiutare i controlli, quindi presenza di telecamere di videosorveglianza e comunque illuminazione pubblica banalmente, perché spesso e volentieri è carente. Situazioni simili ci si hanno anche ad Altura, ad esempio. Proprio di recente ho avuto notizia che sono di nuovo comparse problematiche relative ad esempio a danni alle macchine. Danni alle macchine, sì, è vero che sono stati anche abbastanza di recente, no? Però esatto. Purtroppo questo è un problema cronico. Sì, di è successo sia a Borgo San Sergio con macchine date alle fiamme, ad esempio, nel comprensorio. Case dei Puffi. Esatto, no? Nelle case dei Puffi, ad Altura danneggiamenti alle macchine, pneumatici tagliati. Recentemente era un problema che era già avvenuto in passato, sembrava risolto e adesso si è verificato di nuovo. Ovviamente in genere tutto questo è legato all'assenza di controlli, fondamentalmente alla scarsa presenza delle forze dell'ordine che non riescono a garantire, diciamo, un livello di sicurezza minimo. E quindi è quello che chiedono poi i residenti, no? Quello che chiedono i residenti sempre. Sempre. Sì. Allora, sentiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Anna, dovevo intervenire con Roberti. Anna, buongiorno. A proposito della sporcizia della città. È vero, la città è sporca perché i cittadini sono maleducati, non raccolgono le deiezioni canine e via dicendo. Però devo anche segnalare che ci sono delle ditte che fanno dei lavori e dopo lasciano tutti i materiali sul posto. Capito. Faccio un esempio, tra strada di Guardiella alla confluenza con strada di Guardiella e Viale del Cacciatore c'era una rivendita di frutta e verdura che probabilmente per scadenza della concessione è stata demolita. Adesso c'è un recinto di filo di ferro, tubi buttati là da mesi. Allora io mi chiedo se la ditta che si occupa della demolizione dovrebbe portare via anche i materiali che lasciano. È una cosa indecorosa, sembra una zona di guerra. Capito, grazie, Anna. buongiorno. Grazie e buona giornata. Allora, questa è la segnalazione, non è la prima, però insomma questa è abbastanza dettagliata, credo si tratti della sesta circoscrizione, se non mi sbaglio, sesta, no? sì. Guardiella, sì. quella zona appunto Viale Cacciatore, però comunque un po' riguarda varie zone della città. Sì, no? questo è un altro problema abbastanza tipico, segnalazioni che riceviamo dai cittadini, di lavori fatti non a regola d'arte ad esempio o non completati a regola d'arte. Banalmente quando ci sono le ditte di telefonia che devono fare degli scavi e poi diciamo li completano e dovrebbero ripristinare le condizioni della strada come erano in precedenza, e invece spesso e volentieri fanno dei semplici rattoppi che poi si degradano nel giro di pochi giorni e diventano anche pericolosi. Queste sono segnalazioni abbastanza tipiche che riceviamo e ovviamente è un problema di quelli che sono poi gli accordi tra ovviamente l'amministrazione e queste ditte e poi la capacità di riuscire a fare rispettare quegli accordi.
Allora, c'è la vignetta di Marco Englaro che riguarda un'altra zona della città. Finalmente riverto il sesto topolino, mi depiccio che ne verzevo anche 10 al giorno. Immagino si riferisca ai fumetti, insomma, da cui avrà preso la passione per il disegno. Allora, grazie Marco Englaro che ci fa sempre sorridere e anche riflettere su certi disservizi o comunque lavori che ci sono in città. Invece un altro Marco ci scrive per chiederci perché non parlate di Altura Rione sempre più abbandonato. Altura rientra no? nella settima, sì. Nella settima, ecco, è vero, è proprio così, sempre più in crisi, dice anche. Sì, diciamo, l'ascoltatore sfonda una porta aperta, nel senso che tra l'altro è un rione che mi è caro perché ci ho vissuto per moltissimi anni, quindi conosco molto bene. Ed è una situazione veramente ormai arrivata quasi allo stremo per quanto riguarda i cittadini. I cittadini lamentano l'abbandono da parte dell'amministrazione già da ormai un decennio. Morione, che ha avuto una storia, un passato anche veramente florido e bellissimo, io non l'ho potuto vivere. E questo rende ancora, secondo me, più frustrante per i cittadini vedere il progressivo degrado che c'è stato in questi ultimi anni e l'abbandono. No? Diciamo che proprio il fulcro di questo problema è legato a quello che una volta era il centro commerciale, quindi un po' l'anima del rione, che adesso è un contenitore vuoto, abbandonato tra l'altro. Ormai penso che resista solo la farmacia e non so per quanto potrà resistere. Ma per il resto non c'è più nessun tipo di servizio, né servizio pubblico né servizio commerciale di qualsiasi tipo. I cittadini, per fare qualsiasi cosa, i cittadini di Altura, i residenti, devono per forza di cose muoversi, quindi o prendere la macchina o prendere i mezzi pubblici, spostarsi o a Cattinara o andare verso la zona di Via Flavia. Si è provato in tanti modi a stimolare l'amministrazione sul tema, cercando di anche spingere per un possibile riacquisto di questo centro commerciale, che al momento è in mano a privati, per poterlo poi destinare a magari qualche servizio pubblico di pubblica utilità, e magari concedendo anche una piccola parte, una piccola area anche a servizi commerciali. Ovviamente non è una cosa semplice, questo lo sappiamo. Il Comune spesso è stato anche risposto da qualche assessore che il Comune non è un'agenzia immobiliare. Questo lo sappiamo, è vero, ma è anche vero che poi ci sono stati invece dei casi in cui il Comune si è assunto l'onere di acquistare dei beni per poi ridarli alla cittadinanza. E questo, secondo me, sarebbe una delle prime cose da fare, non l'unica, perché poi Altura ha 1000 altri problemi che vengono segnalati ripetutamente anche da un comitato che si è formato in questi ultimi anni, che è molto attivo sul tema e che spinge per avere interventi un po' su tutta l'area del quartiere. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Sergio. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Allora, mi riferisco a l'ultima telefonata di quella signora che lamentava i lavori abbandonati attorno a quella baracca della rotonda del Boschetto. Allora, quell'area, presumo, sia di proprietà comunale, non credo sia area privata. Per costruire quella baracca, sicuramente a suo tempo, quella rivendita diciamo del frutta e verdura, il Comune ha dovuto dargli il permesso, come che ha dovuto dargli il permesso per la demolizione. Per far tutto questo, sicuramente il Comune deve avere un responsabile dei lavori da seguire, tutto l'iter sia a suo tempo, anni fa, per la costruzione e l'autorizzazione a costruire questa baracca, sia per la demolizione. Successivamente, naturalmente, cambiando direttori lavori, cambiando assistenti.
Per la demolizione sicuramente sarà stato un assistente ai lavori che dà l'ok per far demolire questa baracca. Questo assistente ai lavori, che probabilmente è comunale, che avessi dovuto essere il responsabile di tutta l'ambaradan che la signora ha lamentato. Mi non so se questo qua ho sbagliato oppure se ognuno fa quel che vuole nel comune di Trieste senza nessun controllo. Grazie tante e buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Questa insomma è la segnalazione puntuale di Sergio, no? È d'accordo con quello che diceva? Sì, beh, ma più o meno si lega a quello che ho detto anch'io. Sicuramente ci sono degli accordi poi con le amministrazioni e, come ho detto, spesso e volentieri quando ci sono lavori di questo tipo su aree comunque di pertinenza del comune, il problema poi è riuscire a far rispettare quegli accordi, quindi avere, diciamo, la forza di controllare, eventualmente riportare anche le ditte che fanno questi lavori all'ordine in qualche modo. È chiaro. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, 9:20 del mattino, qui a Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Lorenzo Giachin, che è il capogruppo del Partito Democratico in 7ª circoscrizione. C'è la mail di Luca che ci scrive: mi scuso se tratto un argomento diverso da quello di competenza dell'ospite in studio, ma voglio segnalare che anche oggi sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia il treno regionale 3434 delle 6:16 da Trieste Centrale ha accumulato un quarto d'ora di ritardo all'arrivo a Venezia Mestre, dove lavoro, stavolta dovuto a un guasto ad un passaggio a livello presso la località di Ronchi. Oggi è il passaggio a livello, in altre circostanze guasti alla linea, guasti al treno stesso, al treno che precede, insomma ogni volta ce n'è sempre una nuova, dice Luca, abbastanza sconsolato, e lo capiamo, insomma gli siamo vicini. Già da Trieste a Venezia i tempi di percorrenza sono assurdi rispetto alla distanza da coprire, se ci si mettono anche continui ritardi la vita dei pendolari che si muovono dal capoluogo a quello veneto diventa impossibile, perché accumulare anche solo 20 minuti di ritardi al giorno tra andata e ritorno sono tanti se moltiplicati per più giorni alla settimana. Mi piacerebbe che la politica locale facesse la voce grossa col gestore del servizio, sono gli unici che possono chiedergli spiegazioni e invitarli a rendere la linea in questione perlomeno efficiente, dice il signor Luca. Insomma, c'è poco da aggiungere. Condividiamo. Insomma, siamo vicini a Luca e magari condivido anche la considerazione sul fatto che i tempi di percorrenza per arrivare a Venezia sono oggettivamente lunghi già di per sé, quindi e questo è un problema cronico, insomma, sì, questo da tanto tempo è difficilmente risolvibile, evidentemente però, sì. Se ci si aggiungono anche i disservizi, allora davvero diciamo che diventa un disastro. Il problema è che poi ci si sente molto periferici, ancora più periferici, con tempi di percorrenza così lunghi per tratte che in realtà sono molto brevi. Allora, sempre Luca ci scrive un'altra mail, ma vedo pronto in realtà il nostro Gianluca Paladin in compagnia del sindaco Roberto Di Piazza in una situazione di cantiere, credo nella zona del Porto Vecchio, se non mi sbaglio, comunque verso Barcola, quindi diamo subito la linea al nostro Gianluca Paladin e a questa intervista che farà ora al sindaco Roberto Di Piazza. Te la linea e nuovamente Laura, buongiorno. Grazie della linea, credo che mi sentiate bene, grazie al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Buongiorno Laura, buongiorno, chi abbiamo ospite? Chi c'è ospite Laura in questo momento? Lorenzo Giachin del Partito Democratico in 7ª circoscrizione. Lorenzo Giachin del Partito Democratico, sindaco. Allora uno dei nostri, insomma. Con l'occasione, anzi cogliamo l'occasione perché ci ha aperto le porte del cantiere il sindaco, perché siamo tra i due parcheggi Bovedo, dove qui sindaco ci sarà, anzi è in corso una piccola grande rivoluzione, se così possiamo dire, perché è questo il luogo dove verranno fatti tutti quei campi sportivi con la riqualificazione del Porto Vecchio. Allora abbiamo un investimento di 5 milioni col PNR, facciamo campi di padel, campi di skateboard,
beach volley, finalmente la città avrà il beach volley, una città di mare che non aveva il beach volley, e dopo ancora una cosa è il tennis naturalmente, padel, tennis, skateboard e naturalmente beach volley, guardate che roba. E siamo fra il parcheggio di Barcola Bovedo e il parcheggio del centro congressi, per cui poi naturalmente avremo il collegamento, questo lo faccio per i giovani, avremo un collegamento con i bus, per cui è una cosa fantastica. 5 milioni di investimento, l'unica cosa che mi lamento è che la sovrintendenza non mi ha fatto togliere, come vedete, i binari, me li abbiamo coperti, siccome sono un commerciante avrei venduto per ferro. No? Verranno sotterrati, cioè vengono sotterrati. Come vedete sono sotterrati. Sindaco, anche le fognature, già iniziato il lavoro? Tutto fatto, questa diventa una cosa splendida a pochi passi dal mare, questa è la bellezza. Allora fra i due parcheggi, perché quando ho inventato Barcola Bovedo abbiamo cambiato la vita a tutte quelle persone che mi hanno detto, sai che prima dovevano venire un'ora prima per cercare il parcheggio, adesso hanno il parcheggio. Dall'altra parte c'è il parcheggio del centro congressi, che quando non ci sono manifestazioni può essere utile a questo luogo, e poi ripeto, per i ragazzi uno arriva qua e trova un parco sportivo non da poco. Sindaco, noi siamo su una delle parti rialzate che testimoniano il fatto che insomma già in fase avanzata questa parte dei lavori, e quindi tutta questa parte verrà di fatto rialzata. Tutto viene rialzato, vedi, hanno fatto anche lungo la strada, vedi tutto il marciapiede già rialzato, devono coprire questi binari e ripeto, tanti campi. Penso che questo dove siamo adesso saranno campi di padel o tennis, credo forse tennis. Tennis, comunque padel, beach volley e skateboard, anche una cosa molto amata dai ragazzi. Sindaco, altre questioni, appuntamenti di oggi, com'è la sua agenda? Oggi andiamo a nominare il sovrintendente, oggi è una di quelle giornate che te lo raccomando, abbiamo tante cose, però viene anche naturalmente Liguori, quello del porto, il nuovo commissario del porto in attesa della nomina del Presidente, insomma le solite giornate intense, ma sono contento perché vi ho fatto vedere questo, perché se ne parla poco, ma diventa qualcosa di straordinario. E poi abbiamo anche quella collinetta, vedi che stanno lavorando, perché era molto inquinata, lì per anni hanno scaricato le ceneri dell'inceneritore, adesso stiamo pulendo tutto e diventa questa diventa una zona straordinaria della città. C'è una deadline, una data di scadenza il 31 di dicembre per quanto riguarda i lavori? Sì, ma credo che ce la faranno tranquillamente, insomma, nel senso che la ditta che ha preso è una ditta seria, per cui sta facendo un lavoro molto interessante. Le porto delle segnalazioni positive dei cittadini che dicono con la nuova ordinanza del sindaco riusciamo a dormire meglio, la gente fa meno confusione per strada, meno alcol per le strade, meno bottiglie di vetro che girano, meno risse, anche se qualche episodio purtroppo giocoforza accade comunque. C'è di vero però che ci siano dei cittadini tra Piazza del Perugino e Garibaldi, sembra che l'ordinanza non venga rispettata in toto, ecco. Non preoccuparti, la faremo rispettare, perché sono stanco di sentire queste risse, questi non hanno la nostra cultura, bevono, si drogano e dopo fanno quello che avete visto, per cui questa volta vado giù duro. Sindaco, grazie per averci illustrato le novità su questo cantiere e buon lavoro. Buona giornata anche a voi e anche alla Laura. Grazie a voi della linea che vi ricevo immediatamente, a voi studio. Grazie a Gianluca Paladin, grazie anche al sindaco Roberto Di Piazza, insomma una bella realizzazione questa dei campi per lo sport, per i giovani, su questo insomma credo non ci sia molto da aggiungere. Quando, no? ci sono strutture sportive nuove fa sempre piacere, insomma. Quindi sono sempre le benvenute. Sono sempre le benvenute, anche perché la nostra è una città che ha una tradizione da questo punto di vista e in realtà ci sono spesso società che lamentano la necessità di avere ancora più spazi e insomma quando ne vengono aperti di nuovi va sempre bene, quindi è comunque una notizia positiva. Va sempre bene sicuramente. Allora torniamo alle segnalazioni, c'è Luca che scriveva ancora però per quanto riguarda Borgo San Sergio, oltre che atti di vandalismo ai danni delle auto ce ne sono stati anche ai danni di scooter e io ne sono rimasto vittima in una notte di fine giugno quando un soggetto ignoto ha pensato bene di spaccare lo specchietto retrovisore del mio scooter. Ero a casa della mia ex compagna e l'accaduto potrebbe non essere stato una casualità.
Sport denuncia ai carabinieri e spero che prima o poi si arrivi a identificarlo. Mi auguro che le autorità competenti e le forze dell'ordine riescano a debellare questo fenomeno di inciviltà prima che qualcuno perda il controllo e decida di farsi giustizia da solo, perché c'è anche questo pericolo, no? Quando gli animi si esasperano. Questo sicuramente, bisogna cercare di evitare che diciamo, gli animi appunto siano esasperati e che si arrivi magari ad episodi diciamo, di giustizia privata, chiamiamola così, no? È essenziale che ci sia maggior presenza delle forze dell'ordine perché, ripeto, io che vivo ovviamente la periferia, chiamiamola così, perché la 7ª circoscrizione è comunque una circoscrizione di periferia, posso dire che la lamentela principale è proprio quella, quindi l'assenza della presenza di forze dell'ordine durante tutta la giornata, ovviamente maggiormente nelle ore notturne perché le persone non si sentono al sicuro. Ma questo purtroppo è una conseguenza di un grave problema di carenza di organico che è lamentata anche dai sindacati di polizia e che non a caso ha portato poi alla riduzione di presenza anche recentemente in quello che è il commissariato di Rozzol che alla fine dopo una lunga agonia ha dovuto chiudere. Ha dovuto chiudere. Voi vi siete comunque sempre opposti, no? Voi del Partito Democratico a questa chiusura, ma in realtà poi alla fine questo è stato il risultato. Noi siamo opposti sempre, ci opponiamo sempre alla chiusura di queste strutture perché queste strutture sono proprio la risposta a quello che chiede la cittadinanza. In quel rione, nel rione di Rozzole, di Melara, era stata proprio una risposta per tutte quelle problematiche di microcriminalità che c'erano in quell'area. Aveva funzionato bene perché in quel rione in realtà quegli episodi erano diminuiti drasticamente. Per anni il commissariato ha funzionato bene e poi per tutta una serie di scelte ovviamente degli uffici centrali è stato progressivamente svuotato proprio perché c'era carenza di organico. Poi le giustificazioni date alla fine che ormai era diventata praticamente una scatola vuota, in realtà questo è il risultato, cioè non è che sia la ragione della chiusura, quello è il risultato di politiche che hanno portato alla crisi del personale. Svuotamento, insomma, di questo commissariato e quindi poi alla chiusura inevitabile. Allora c'è un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Per quanto riguarda la sicurezza, quando succedono quelle risse, quelle confusioni, la polizia dovrebbe intervenire non a sirene spiegate, semplicemente intervenire, perché nel momento in cui accendi la sirena è logico che spariscono tutti. Per quanto riguarda le zone rosse, è vero, chiudete i bar, chiudete tutto, però ci sono i supermercati. La gente va al supermercato, si compra quello che vuole e poi va a far cagnara nelle varie zone rompendo bottiglie, eccetera, eccetera. Qui nella zona, sempre della 7ª circoscrizione, a suo tempo c'era un meraviglioso maresciallo Scalabrini a Servola. E nella zona tanti anni fa c'erano delle piccole, diciamo, danni, non tanto in spazi come succede adesso. Quando noi abbiamo nella zona segnalato tutti questi danni che ci allora, è caduta la linea, oggi abbiamo grossi problemi con le linee telefoniche, ci dispiace, comunque abbiamo capito la segnalazione della signora che era tutta centrata sulla sicurezza e su quello che bisognerebbe fare, no, per garantirla anche proprio nelle zone della 7ª circoscrizione. Sì. Anche in questo caso qua si parlava comunque di un maresciallo, quindi che
evidentemente, come dicevo prima, diventano punti di riferimento, certo, per i cittadini. È innegabile che una presenza sul posto, soprattutto, ripeto, in zone che magari hanno delle criticità importanti da questo punto di vista, può risultare non solo un deterrente ovviamente per chi commette gli atti criminali, ma anche diventano un motivo di sicurezza per il sentito delle persone, quindi è essenziale che ci sia una maggior presenza. Quindi alle volte i cittadini dicono anche solo vedere passare una volante per noi può essere motivo di tranquillità maggiore, però è chiaro che dove c'erano o dove ci sono i presidi periferici è importante che si faccia di tutto per mantenerli, perché sono un punto di contatto tra le persone e le forze dell'ordine che danno necessariamente sicurezza. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Cristina. Cristina, buongiorno. Grazie, intervengo in quanto io presto tornerò di nuovo a Trieste perché ho mia figlia che abita a Trieste. Per fortuna trova sempre lavoro, ha 26 anni, sta facendo stage in quanto vicino a casa lavora presso un negozio, ecco. Non dico dove, giustamente, certo. Ma mi meraviglio in quanto 8 ore percepisce 500 euro, insomma anche orari sballati, mi meraviglio questo. Per quanto riguarda, cioè sta facendo uno stage a 500 euro per 8 ore al giorno? Sì, capito, e quindi lei si meraviglia, dice appunto poi con orari anche spezzati, mi pare di capire. Adesso chiede anche il fatto degli orari più adeguati, perché comunque, ripeto, è una brevissima ragazza, si dà da fare, lavorava già in un bar, adesso aiutiamo questi giovani a non essere sfruttati, perché questo è essere paghe da fame. Capito. Capito. Grazie Cristina, grazie della segnalazione. È un tema importante questo, no? Del fatto che tante volte si dice che gli imprenditori non trovano chi lavori, però ci sono anche casi al limite o comunque in pieno sfruttamento. Poi non lo so il caso specifico della figlia della signora. Infatti però, non conosco il caso specifico. Conosciamo, però insomma... È evidente che adesso non so appunto se fosse uno stage o se sia effettivamente un contratto di lavoro, ma è chiaro che una cifra di quel genere per 8 ore, voglio dire, si commenta da solo, no? Non è che ci sia molto da dire. È chiaro che non è accettabile perché non è dignitoso. Si dice che i giovani non abbiano voglia di lavorare, però a volte insomma c'è anche questa problematica, no? Di cui tener conto. Diciamo che l'equilibrio bisognerebbe trovarlo da entrambe le parti, no? Non solo, sicuramente magari spingere i giovani anche a fare degli sforzi, questo sì, dall'altra parte però è chiaro che il tema dei salari in Italia è qualcosa di estremamente rilevante in questo momento. È vero, soprattutto per il lavoro giovanile, ma non assolutamente. Solo. Allora, dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo ancora con il nostro ospite. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia di Lorenzo Giacchin della 7ª circoscrizione del Partito Democratico. Abbiamo una telefonata in attesa, poi leggo anche una mail. Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi è in linea con noi?
Non so se è caduta la linea, come alcune telefonate precedenti, ci deve essere insomma qualche disturbo, credo di sì. Allora vado a leggere la mail di Luca che ci scrive proprio dalla 7ª circoscrizione. Dice: il problema della circoscrizione non è la mancanza delle forze dell'ordine, ma la mancanza del comune. Dappertutto si vedono segni di degrado causa assenza di pulizia e manutenzione strutture pubbliche. Fatevi un giro in via Paisiello, angolo via Corelli, degrado ai massimi livelli, marciapiedi inagibili e sporchi, strade piene di buchi ed ossi, muri del sottopasso pieni di scritte ingiuriose, feci di cane dappertutto. Più volte ho scritto al comune anche via PEC, totale assenza. Ho provato anche a scrivere al piccolo, alla vostra redazione, nessuna risposta. Chi abita in periferia viene scartato a priori. Questo è lo sfogo insomma di Fabio. Cosa si può dire al signor Fabio? Si può dire che ha perfettamente ragione. Nell'area della 7ª circoscrizione che noi diciamo cerchiamo così un po' di monitorare, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, quindi mi farò anche carico di questa sicuramente, le problematiche relative a assenza di interventi da parte del comune sono numerosissime. I marciapiedi spesso sono in condizioni veramente degradate, il problema ad esempio delle deiezioni canine in più, perché questo ovviamente è un problema anche di civiltà sicuramente, però l'assenza di pulizia, l'assenza di magari il ritardo negli sfalci che noi spesso e volentieri dobbiamo come 7ª circoscrizione richiamare per riportare diciamo, a condizioni quantomeno dignitose i marciapiedi. Io davvero invito i responsabili anche del comune, l'assessore competente a farsi un giro per questi rioni, perché sono rioni che si sentono abbandonati proprio perché mancano anche i piccoli interventi per rendere agibili strade e marciapiedi, voglio dire che sono un segno minimo di civiltà. Noi in 7ª circoscrizione, per quello che possiamo fare, e questo vale sia per il mio partito ma anche per i partiti di maggioranza, perché insomma c'è abbastanza coesione da questo punto di vista, cerchiamo di farci carico delle richieste dei cittadini, di portarle all'attenzione degli uffici competenti. In alcuni casi abbiamo risposte, altre volte invece il comune è totalmente assente purtroppo. Allora, c'è un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono sempre la signora di prima cui è caduta la linea, ecco, che parlava del maresciallo Scalabrini. Capito. Allora, il maresciallo Scalabrini a suo tempo, parlo di tanti anni fa, quando noi abbiamo segnalato i problemi, ci ha detto: ragazzi, io non ho tanta gente, anzi ne ho pochissima, però vi invito a controllare i pezzettini dove abitate, segnalare se ci sono delle persone che più o meno insomma non sono della zona, e noi cercheremo di intensificare i controlli. E inoltre lui si occupava anche molto della gioventù, un po' quella volta non eravamo a questi livelli, parlo di 30 anni fa. Però c'erano dei ragazzi scapestrati, lui andava, li prendeva e qualche volta li prendeva anche a calci e gli diceva: ragazzo, ricordati che se fai di nuovo sei controllato. Bene, queste persone ci mancano tantissimo. Per quanto riguarda il resto, il foglio di via che viene dato a questi stranieri che delinquono eccetera non serve a niente purtroppo, perché poi la magistratura li liberano e le forze dell'ordine si ritrovano di nuovo queste persone davanti e vengono anche magari prese in giro, perciò si vorrebbe qualcosa di molto più incisivo. In ogni caso io faccio un plauso alla 7ª circoscrizione, perché questa circoscrizione, parlo, ha risolto tanti problemi anche viabilistici della nostra zona, tipo non so, io dico via Rossi è stata finalmente asfaltata come si deve. E so che anche questa circoscrizione si occupa molto andando in giro proprio dove ci sono le criticità
per cercare di risolverle, per cui un plauso a questa circoscrizione, a tutti i consiglieri. Grazie. Grazie signora, buona giornata. Allora, partiamo anche da questo plauso alla circoscrizione, lo diceva prima, lavorate bene, no? Sì. Anche tra maggioranza e opposizione, assolutamente. Insomma, si arriva a dei risultati. Insomma. Sì, ovviamente ci sono aree di tra virgolette scontro politico, come è normale che ci siano, però è vero che abbiamo una certa coesione, soprattutto per quello che riguarda i temi che sono cari a tutti, appunto, quelli ad esempio anche dei piccoli problemi delle persone, problemi di viabilità, di marciapiedi. Abbiamo una commissione che si occupa di questo e che funziona molto bene. Abbiamo preparato spesso anche dei documenti proprio comuni come commissione, che hanno avuto anche dei risultati, quindi da questo punto di vista non posso che dire che si lavora bene, cercando anche di trovare equilibri per raggiungere dei risultati. Non ultimo, ad esempio, abbiamo avuto proprio tornando sul tema della sicurezza, sul comprensorio di Valmaura, una mozione che è stata presentata da un consigliere della lista Russo, che poi è stata discussa all'interno della capigruppo per cercare di trovare una quadra e poter uscire con un voto all'unanimità, e ci siamo riusciti. Quindi ripeto, da questo punto di vista c'è un clima positivo, e credo che sia sentito anche dai cittadini, anche perché i risultati si ottengono, visto il potere che ha la circoscrizione, che è limitato, si ottengono solo così. È solo così. Allora, diceva la signora, anche il foglio di via non serve a nulla, ci vorrebbero misure più incisive, sempre tornando al tema della sicurezza da cui era partita, no? E se tra i temi forse di maggiore scontro politico può esserci proprio quello della sicurezza sulle modalità per garantire questa sicurezza. So che da certe parti politiche è stata proposta, ad esempio, la modalità del controllo di vicinato. Come vi vede questo tipo di possibile diciamo misura? che il controllo di vicinato è un tema un po' spinoso, perché ovviamente non è un tema sul quale c'è una contrarietà totale da parte anche del Partito Democratico, ma il problema è più che altro sulle modalità. Le modalità sono spesso molto diverse, quelle proposte della maggioranza rispetto a quelle proposte eventualmente dall'opposizione. Vero è che sul controllo di vicinato ci sono alcune posizioni un po' discordanti sul fatto che possa funzionare in città, diciamo, con un numero di abitanti più rilevante. Ecco, è magari un tipo di controllo che può funzionare forse più in provincia, quindi nei piccoli paesi, e forse magari un po' meno in una grande città. Sul tema della sicurezza sì, c'è sicuramente scontro politico. Dal mio punto di vista la cosa più rilevante è il fatto che ci siano stati molti interventi sul tema, non ultimo il decreto sicurezza, però la realtà è che poi si va a parlare con i sindacati di polizia, e quello di cui si lamenta è l'assenza di risorse, banalmente, è la progressiva riduzione del personale, che poi di fatto è il problema principale. Qualsiasi misura venga anche messa in campo, se non c'è poi il personale per poter poi dare seguito a queste misure, chiaramente diventa assolutamente impossibile da ottenere dei risultati. Ecco. Quindi sicuramente il tema principale secondo me è quello, cioè risorse investite probabilmente nei posti sbagliati, a mio avviso, non ultimo, ma anche parlando con alcuni rappresentanti dei sindacati di polizia, il fatto che si sono fatti grandissimi investimenti per portare le forze dell'ordine sui confini, con risultati poi anche discutibili, perché poi le persone si lamentano per la presenza di
di tanti immigrati. Questo ha un costo enorme, queste risorse avrebbero potuto essere investite invece per formare nuovo personale e metterlo a disposizione della cittadinanza. Allora, una notizia di cronaca prima di passare alla prossima telefonata. C'è anche la foto che ci hanno inviato i Vigili del Fuoco. Ieri sera alle 21:30 i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti con una squadra, il funzionario di guardia e gli esperti del nucleo biologico chimico radiologico del Comando Giuliano presso un terminal del Porto Nuovo di Trieste, dove un container cisterna pieno di ossigeno liquido presentava pieno di ossigeno liquido presentava una perdita di gas comburente. Ecco, qui vediamo le immagini dell'intervento proprio dei Vigili del Fuoco, che hanno operato anche in accordo col tecnico specializzato dell'azienda proprietaria del container. Hanno fatto sfiatare il container stesso, abbassando la pressione interna fino all'eliminazione della perdita. Il container è poi stato sistemato in un'adeguata area di sicurezza in attesa di tutte le verifiche da parte dell'azienda proprietaria, un intervento che si è concluso a ridosso della mezzanotte. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Tento di essere ovviamente il più breve possibile perché siamo in chiusura. Prima di tutto la sicurezza dipende da vari fattori, la si potrebbe anche affidare ovviamente a quelli che sono in giro tutta la notte per le strade di Trieste, che sono le guardie giurate, e soprattutto il nostro sindaco deve cambiare gusti, abbandonare questi schifi di lampioni color giallo. Ne avevo già detto una volta, ma le strade più sono illuminate più sono sicure. Muggia è tutta illuminata in color bianco praticamente, il 90% di Muggia è illuminata con LED bianchi. Trieste è ancora con questo schifo di giallo. Copiamo Muggia e avremo forse una città un attimino più sicura, perché più illuminate sono le strade, più è deterrente l'illuminazione, più può essere deterrente per la delinquenza. Tutto qua. Grazie della segnalazione, buona giornata. È d'accordo con il signore che ha telefonato sulla sicurezza, guardie giurate e maggiore illuminazione? Sulle guardie giurate fino a un certo punto, nel senso che io credo che la sicurezza non possa essere privatizzata e debba essere per forza gestita dagli organi di Stato, assolutamente. Quindi preferirei invece che, come ho detto prima, che si investisse in modo cospicuo per formare nuovo personale, per mettere l'integrazione dell'organico. C'è un turnover denunciato proprio dai sindacati di polizia, proprio qua a Trieste, negativo negli ultimi anni, profondamente negativo proprio in questo ultimo periodo. Ad esempio proprio ieri parlavo con un rappresentante del sindacato di polizia che lamentava anche, e che non è una cosa da poco, il fatto che alcune zone della città, anzi molte zone della città, sono diventate economicamente insostenibili per i redditi di alcuni giovani poliziotti, giovani rappresentanti delle forze dell'ordine, che quindi spesso e volentieri si sono costretti per necessità di famiglia a chiedere il trasferimento. Quindi anche questo è un tema che secondo me potrebbe essere affrontato. Il caro casa, il caro affitti ovviamente incide anche su questo, quindi c'è la richiesta, adesso so che hanno fatto ad esempio un bando per l'assegnazione di una parte di una percentuale delle case ATER anche a rappresentanti delle forze dell'ordine, che è sicuramente una nota positiva, ma si potrebbe anche pensare a qualche politica di incentivazione per dare delle agevolazioni ai rappresentanti delle forze dell'ordine, evitando così magari che siano costretti a, chiedere trasferimento in altre aree magari meno onerose. Meno onerose. Allora c'è anche la mail di Alessandro che ci scrive: gli stage vengono pagati dalla regione e non dal datore di lavoro, precisa. Dice sì stage perché la persona non sa lavorare, quindi le viene insegnato. Ricordo che una volta non venivano pagati i giovani che imparavano un lavoro, anzi erano i genitori che ringraziavano se i figli venivano presi a lavorare. Aggiungo
sapevo per esperienza personale che la maggioranza dei giovani non sanno l'importanza di avere un lavoro e poco gli interessa. Sarò vecchio, non tanto però, ma ai miei tempi era diverso. Per la cronaca ho 55 anni. Allora ha fatto bene intanto Alessandro ad aggiungere non tanto però, e qui mi fermo, perché abbiamo la stessa età, ma questo ritiene insomma che sia l'atteggiamento dei giovani adesso. È d'accordo? È un tema, ripeto, un tema complicato. Sicuramente è importante fare anche in un certo senso formazione sui giovani. Il discorso degli stage, infatti io non ho voluto entrare troppo nel merito delle telefonate che abbiamo ricevuto prima perché non conosco bene la situazione. Esatto, la situazione quindi è chiaro che è una situazione che dovrebbe trovare un equilibrio, ripeto, da tutte e due le parti. Forse c'è magari meno interesse da parte dei giovani, forse sono meno abituati, questo può essere un dato importante. Dall'altra parte è vero che il tema dei salari è un tema veramente sensibile, e spesso e volentieri per poter lavorare i giovani sono costretti anche ad emigrare e andare all'estero, perché i salari minimi garantiti in Italia purtroppo spesso e volentieri non permettono semplicemente di iniziare una vita familiare, ad esempio. Infatti, quindi ad esempio, è complicato, quindi sì, stimolare i giovani da una parte, ma dall'altra dico anche stimolare secondo me le istituzioni e stimolare la società a rivedere un po' la politica dei salari e renderli più adeguati, perché vale per i giovani, vale in realtà un po' per tutti, perché abbiamo dei salari che non sono competitivi con il resto d'Europa, questo è un dato di fatto. C'è tutto un capitolo poi che riguarda anche i salari dei lavori legati al turismo, no? Che si sta sviluppando molto in città. La signora prima parlava, credo, della figlia che aveva lavorato anche in un bar, ad esempio, oppure nei negozi, quindi anche questo è abbastanza indicativo. Sono lavori che spesso sono, tra virgolette, precari per natura, nel senso che sono legati ovviamente alla stagione turistica, certo. Ma non si può poi lasciare a piedi i giovani. Chiaramente se sono persone che studiano, ad esempio, possono avere un'opportunità di avere un introito nel periodo estivo, ma se sono persone invece che vivono di quel lavoro è chiaro che hanno bisogno di continuità. Allora, concludiamo, siamo al termine della nostra trasmissione ancora con una vignetta di Marco Englaro. Oggi il Mars è caldissimo, disi che sarà anche pezzo, che avremo i pedocci già pronti a Scottadeo. Si riferisce alla notizia che c'era oggi sul giornale di questo, in realtà, luglio molto piovoso, molto freddo, però un giugno invece eccezionalmente caldo, e adesso insomma dovrebbe tornare un pochino il caldo africano, così hanno detto i meteorologi. Staremo a vedere, naturalmente seguiremo anche questo aspetto con i nostri servizi. Io ringrazio molto Lorenzo Giachin per essere stato con noi oggi, lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Grazie, spero di poter tornare presto e ringrazio per l'ospitalità e ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci hanno chiamato e contattato. Allora torni a trovarci proprio per parlarci della 7ª circoscrizione, perché sono tante le situazioni che interessano appunto i nostri telespettatori. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.